sarò sincero, avrei voluto, pensavo che questa giornata sarebbe dovuta essere semplicemente la presentazione di un rendiconto di quello che ho fatto in Parlamento e nell'attività politica, soprattutto in Sardegna in quest'anno, è diventata anche qualcosa di diverso. Non voglio essere polemico, però diciamo cosa è successo. È successo che noi, insieme a tutti gli amici con i quali lavoriamo, abbiamo organizzato questo incontro, abbiamo pubblicizzato a partire dal mercoledì scorso, poi del tutto casualmente sabato scorso abbiamo scoperto che sempre casualmente nella stessa città alla stessa ora veniva organizzato un altro incontro, diciamo così, da persone che comunque stanno nell'ambito del centro-sinistra e penso io anche nell'ambito del Partito Democratico. Diciamo che è una cosa un po' spiacevole perché poi i giornalisti ci ricamano, scrivono e insomma non è una cosa piacevole, non è dipesa da noi, ma la superiamo. Diciamo che come dire, la buona educazione, la buona creanza, che in politica è importante, non è da tutti, è un po' come il coraggio di Don Abbondio, se non c'è nessuno se la può dare o chi non ce l'ha non la può avere. E in ogni caso andiamo avanti e facciamo quello che pensavamo di fare. Io quello che pensavamo di fare lo devo un po' tarare rispetto al fatto che so benissimo che molte persone, diciamo, ho una buona autostima, ma non sono venute qui solo per ascoltare me, ma perché è diventato un appuntamento che riunisce tutto il Partito Democratico e larghe parti del centro-sinistra progressista, il Movimento 5 Stelle, autonomisti e tante realtà che in queste settimane, in questi mesi stanno lavorando spesso silenziosamente, non nell'ombra, ma silenziosamente perché siamo tutti insieme uniti, competitivi alle prossime elezioni regionali. E diciamo questo, che è diventato anche questo, quindi sarò veloce nel descrivere quello che ho cercato di fare in quest'anno. Quest'anno è stato anzitutto, ne parleranno i colleghi che parleranno dopo di me, meglio e più diffusamente, un anno anzitutto di opposizione al governo guidato da Giorgia Meloni. L'Italia non ha mai avuto e nessun paese dei grandi paesi fondatori dell'Unione Europea ha mai avuto un governo così spostato a destra, così di ultradestra e l'apparente buonsenso con cui molte misure vengono descritte, vengono presentate non deve farci sottovalutare il fatto che il governo guidato da Giorgia Meloni e la Presidente del Consiglio e il partito della Presidente del Consiglio hanno in mente un disegno culturale profondo di riscrittura della storia, non condividono il fatto che l'Italia sia un paese democratico, sia una democrazia parlamentare basata sulla Costituzione, che la Costituzione è nata dalla resistenza dell'antifascismo. Loro non lo condividono, non lo dicono, non gli viene, non hanno il coraggio di dirlo perché non hanno nelle corde, non hanno la capacità di dirlo, perché nelle loro corde c'è un'altra storia prima del secondo conflitto mondiale e dopo il secondo conflitto mondiale, c'è un'altra storia. E questa cosa, spesso ci si dice, ma non parlate di queste cose, non interessano alle persone, non interessano alla gente. Però questa, la chiamerebbe Giorgia Meloni matrice se non sbaglio, esiste, c'è e si vede in molti aspetti delle loro politiche. Le loro politiche dal decreto anti-rave, tra l'altro leggevo che rave ne continuano a fare, quindi come sempre le cose le dicono, poi non servono neppure allo scopo che per loro è fondamentale, fino al decreto approvato questa mattina in Senato, cosiddetto Caivano, beh, la traccia è sempre la stessa, repressione, inasprimento di pene, restrizione degli spazi di libertà, nessuna misura per aiutare le persone a poter vivere meglio. C'è un disegno di questo genere, che è un disegno culturale, c'è un disegno sociale, i poveri ci fanno schifo, cioè a loro fanno schifo, cancelliamo le misure che contrastano la povertà, accarezziamo gli interessi di piccole o grandi corporazioni, sostanzialmente facciamo arretrare il paese perché i risultati anche sull'economia si vedono. Questo è dal punto di vista economico e sociale questo primo anno di governo. Ovviamente non abbiamo traccia di una manovra di bilancio che dovrebbe essere stata approvata ormai da qualche settimana. Francesco Boccia che è qui e che ringrazio per la sua presenza. Oggi era difficile venire perché si lavorava fino a mattina in Senato, ce lo dirà meglio. Ebbene, deficit, aumento del debito, sfiducia da parte delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, ovviamente poi diranno che è colpa di qualcuno, degli gnomi, dell'Europa, di qualcun altro. A me ricorda molto quello che è successo all'Italia dal 2008 al 2011 e non è una bella storia.
Purtroppo loro sono questa cosa dal punto di vista del tentativo di conquistare letteralmente le istituzioni libere della cultura. Pensate alla RAI, pensate a quello che hanno detto il direttore del Museo Egizio, pensate, hanno festeggiato come fosse una vittoria in una partita di calcio la nomina ora alla triennale. La loro logica, il loro approccio è questo, però poi, come dire, se tu non le sai fare neppure queste cose, nel senso che non corrispondi a una qualità e a una indipendenza necessaria, la gente cambia canale, per cui secondo me è chiaro che questo disegno non ha la capacità di strutturarsi e di svilupparsi, però i danni li sta facendo anche sotto traccia nel paese. Quindi dobbiamo essere attenti, capaci, come faremo andando in piazza tra 2 settimane, dovremo essere capaci, attenti di stare vicino alle persone, di spiegare che noi stiamo facendo un'opposizione dura, di farla realmente e di costruire una, diciamo, meditata, cioè che aggreghi la società alternativa di governo. Non è una questione che si fa in 5 minuti, è una cosa che si fa in qualche anno, ma dobbiamo arrivare pronti lì dimostrando che quello che loro stanno distruggendo, noi abbiamo portato all'Italia il più grande programma, che è un programma di riforme economiche e di risorse che poteva e potrebbe farci riattivare un ciclo di sviluppo che è fermo da decenni, il PNRR. Ecco, quello è l'esempio, perché loro l'hanno sostanzialmente bloccato per centralizzarlo, di quello che loro pensano. Non pensano che sia possibile che l'Europa si doti di strumenti che possono supportare un indebitamento complessivo e supportare il nostro sviluppo, e quando devono gestirli li bloccano, li distruggono. Cosa ho fatto? Ho fatto una cosa che sanno in pochi, la sa appunto Francesco, la sanno i miei colleghi, nel senso che io al Senato faccio il questore, che è una cosa che non si vede granché ma che occupa un bel po' di tempo, significa sovraintendere e coordinare insieme a 2 colleghi le attività di uno dei polmoni della democrazia parlamentare, una cosa impegnativa, appunto non troppo pubblica, però ieri il Senato ha approvato all'unanimità il bilancio con un ulteriore, si prosegue in un ciclo di restrizione degli oneri per la finanza pubblica, cioè i cittadini spendono meno per il Senato di 10 milioni, e cerca di essere sempre più efficiente, capace di essere uno strumento anche di dialogo, di conoscenza per i cittadini. Mi sono occupato soprattutto di Sardegna. Ci tenevo tanto, lo sto facendo dal primo minuto, perché già da quando abbiamo costruito il programma elettorale abbiamo pensato a quello che avremmo potuto fare per dare dignità alle isole già in un programma di un grande partito. C'era scritto nel programma, abbiamo fatto molte delle cose che avevamo scritto nel programma. Lo facciamo anche su temi, lo facciamo perché lo faccio con tanti colleghi, anche su temi generali. L'autonomia differenziata, che apparentemente, perché non riguarda le regioni a statuto speciale, non dovrebbe colpire la Sardegna, è un disegno che spacca il paese, un disegno contro il sud e contro le isole, perché anche se non riguarda direttamente noi, se mancano delle risorse per fare una cosa che la Costituzione dice dovrebbe venire prima dell'attribuzione di funzioni, cioè la perequazione, il dare di più a chi ha di meno per costruire condizioni di maggiore eguaglianza tra territori e tra regioni, se manca quello, manca quello, mancano le risorse per fare politiche di quel tipo, si spacca definitivamente l'Italia. È, cosa incredibile, perché io non ho memoria di una regione che di destra o di sinistra, del sud, che applauda un percorso di questo genere. La Sardegna, nelle sue istituzioni, nel suo presidente, è entusiasticamente d'accordo. Quindi noi, oltre a contrastare tutti i giorni in commissione questo disegno, oltre a cercare di introdurre, lo faccio molto col collega Antonio Nicita, che è siciliano e che è qui e che ringrazio, il tema dell'insularità, perché i LEP sono diversi tra le isole e le altre regioni, perché occorre ascoltare le esigenze delle isole quando si consultano le commissioni parlamentari, eccetera, eccetera. Beh, noi dobbiamo opporci strenuamente a un disegno che spacca l'Italia, ma dobbiamo soprattutto spiegare ora e nei prossimi mesi di campagna elettorale ai cittadini sardi che chi guida la regione sarda è contro gli interessi della Sardegna, è contro i cittadini e il futuro della Sardegna, e lo fanno impunemente, lo fanno con quel rito orribile per cui ogni anno consegnano i 4 mori a Salvini e alla Lega, che è il loro vero capo, e lo fanno tutti i giorni sostenendo un disegno che è contro i nostri interessi e contro la giustizia sociale e territoriale del nostro paese. In questo lavoro di squadra, che è un lavoro che ho condiviso molto con Silvio Lai, che è
è il mio collega deputato e siamo gli unici rappresentanti del Partito Democratico, ai noi, in Parlamento, abbiamo lavorato per fare in modo che il principio costituzionale di insularità, che non abbiamo inventato noi, è frutto di un lavoro collettivo della politica, della società, dell'intellettualità, insomma, della Sardegna tutta intera, tutta insieme. È stata una bella pagina, non rimanga una norma della Costituzione ma diventi qualcosa di concreto. L'abbiamo scritto nel programma di governo, abbiamo presentato una proposta di legge insieme a Antonio in Senato e con un emendamento presentato da Silvio lo scorso anno alla legge di bilancio e approvato, abbiamo ottenuto che ci sia una commissione bicamerale che si occupa di come superare e rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, che ci sia un fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che sia rivolto a questo scopo, a contrastare gli svantaggi dell'insularità. Voi direte, una commissione ce ne sono tante, in realtà quello, e in funzione da poco questa commissione, è lo strumento, il luogo dal quale possiamo lavorare a soluzioni anche normative, perché noi quando parliamo poi delle cose di cui ci occupiamo tutti i giorni, il dimensionamento scolastico, i servizi sanitari, i trasporti, le infrastrutture, l'energia, dobbiamo intervenire su un sistema normativo italiano e europeo che deve essere adattato e specializzato e differenziato in base al principio di insularità. E quindi io credo che quello sia un grande risultato del Partito Democratico che vogliamo continuare a sviluppare, a fare in modo che diventi. L'anno scorso, per esempio, noi avevamo proposto di mettere 100 milioni su quella misura, perché su quel fondo sono rimasti solo 2 milioni nella volontà della maggioranza. Continueremo su questo tema, per esempio sul dimensionamento scolastico. Nei giorni scorsi il Parlamento siciliano ha presentato una proposta di legge in questo senso, la sosterremo anche al Senato. Continueremo a lavorare perché quella norma costituzionale diventi un miglioramento delle condizioni strutturali di vita, di sviluppo per i nostri territori, per le nostre isole. Solo una parola sulla Sardegna e poi lascio appunto spazio a chi è stato così cortese da venire e insieme a tutti voi renderà questo pomeriggio, questa serata spero interessante. Noi sulla Sardegna, nel senso che, così presento ora gli ospiti e non lo faccio dopo, parleremo un pochino di queste cose. C'è qua Carla Bassu che è una costituzionalista di Sassari, che ringrazio molto perché Sassari-Cagliari è sempre una cosa faticosa da fare e che ci parlerà di insularità e dei temi istituzionali. Non ho parlato del premierato, che è un'altra cosa che comprime il ruolo del Parlamento e che così a seconda delle settimane, delle loro trattative interne, tirano fuori. Io penso che la prossima sia una di queste. C'è Antonio Nicita, di cui ho parlato, che si è occupato molto di PNRR, di insularità, e anche lui lavora in Commissione Bilancio al Senato, è vicepresidente del gruppo parlamentare. C'è Beatrice Lorenzin, che ringrazio ugualmente, che non voleva scendere perché ha fatto un incontro con le organizzazioni del mondo della sanità, bello, lungo e molto partecipato, e che ringrazio perché lei, tu non sei tornata qui come, non devo fare polemica, però dico questo, non sei tornata qui dopo 15 anni a parlarci della sanità sarda, sei tornata qui dopo 3 mesi perché sei stata insieme ad altri colleghi in un viaggio che stiamo facendo nella sanità sarda, che è un disastro, ed è un disastro perché è l'emblema del fatto che la regione, sotto la guida della destra e di Solinas, è diventata una centrale di clientelismo, è diventata una centrale di inefficienza perché è vittima del morbo del clientelismo. E se noi non ripartiamo da ritrovare un adeguato standard di etica pubblica, tutti i programmi di governo non serviranno a nulla. Questo è il morbo che sta rendendo incapace di svolgere qualunque azione, quindi di far organizzare un sistema perché una visita medica non arrivi un anno e mezzo dopo, perché non ci sia la fila al pronto soccorso. Ci sono come dire, mancanze nazionali, Beatrice ce le dirai, ma c'è una incapacità assoluta su cui i cittadini sardi spero abbiano dato un giudizio definitivo. E dunque noi dobbiamo liberare la regione da queste persone, da questo modo di gestire il potere, arrogante, privo di ogni prospettiva per la nostra isola, ma possiamo farlo solo se mettiamo le cose in ordine, se costruiamo una coalizione di governo ampia, se costruiamo una proposta di governo moderna, se facciamo ripartire la Sardegna dai servizi fondamentali che devono funzionare. I bambini sardi devono poter andare a scuola senza dover fare 1000 chilometri o senza che gli chiudano le autonomie scolastiche, le persone devono potersi curare in Sardegna con una sanità pubblica degna del suo nome, con risorse che sono nostre, che sono più che sufficienti per farla funzionare.
La Sardegna deve riprendere a essere una terra di apertura, di innovazione, di creatività, da cui i giovani non devono scappare se non hanno un rapporto con qualche politico, perché questa è diventata la Sardegna. Queste cose dobbiamo fare e dobbiamo farle con una guida che individueremo. Dico un tema politico e ho finito. Il tema politico è questo, perché si discute di questo dalle nostre parti incessantemente in questi mesi. Il centro-sinistra, tra le altre cose, deve scegliere un candidato o una candidata presidente. Credo che sia giusto che ci ricordiamo che da quando si è votato con l'elezione diretta dei presidenti di regione non si è mai candidato un presidente di regione attraverso le primarie. Questo diciamocelo, e credo che sia giusto che, parlo a chi qua sta nel Partito Democratico, ma vale per tutti i partiti, parliamo di noi, che chi rappresenta decine di migliaia di persone che hanno votato pochi mesi fa alle primarie, il segretario regionale, l'assemblea regionale, la direzione regionale, penso che abbia tutto il potere di decidere per quale è l'idea che ha il Partito Democratico della Sardegna. E se si riunisce con altri partiti, abbiamo il diritto e il dovere di decidere che guida dare alla Sardegna. Queste cose in fondo le abbiamo già dette, le abbiamo già decise. Ho come il sospetto, se chi si sta arrampicando ancora alle primarie fosse stato scelto dal tavolo della coalizione, non avrebbe granché di lamentarsi delle primarie, perché quando c'era da andare a chiedere a Roma c'è andato sempre e c'è andato anche adesso. Quindi bisogna avere un rapporto corretto con Roma, bisogna avere un rapporto corretto con i partiti nazionali. Noi siamo partiti nazionali, partiti autonomisti e partiti indipendentisti che cercano di costruire una proposta di governo della Sardegna, rispettandoci tra noi, ma sapendo che la cosa più importante è che teniamo unita questa coalizione, perché se siamo uniti siamo capaci di vincere. Per queste ragioni ho invitato a discutere di questi temi Silvio, che non vedo ma che c'era da prima, quindi non spero che non se ne sia andato, Silvio Lai, ho invitato il nostro segretario Piero Comandini, ho invitato Alessandra Todde, che ringrazio per essere venuta. E dico solo questo, Alessandra. Mi hanno detto, scritto un po' in questi giorni, ma questo è un'investitura. Io, per fortuna di tutti, compreso la mia, non ho potere di fare nessuna investitura. È un momento per discutere. Però chi ci accusa di voler discutere con qualcuno che non è del PD, di solito ci accusa che siamo silenti, non parliamo, non discutiamo. Ma chi siete? Cosa volete? Chi sono i potenziali candidati? Discutiamo serenamente, accettiamo il fatto che, per esempio, Alessandra è una dirigente molto importante di un movimento politico che a me del Partito Democratico non piace tantissimo questa cosa, però alle ultime elezioni politiche in Sardegna ha preso più voti del Partito Democratico, è la vicepresidente nazionale di un movimento, è stata viceministra, sottosegretaria, ha un curriculum professionale eccellente, insomma è una persona con cui è giusto e corretto discutere e penso che sarebbe, questa è una mia opinione personale, anche un'ottima candidata alla presidenza della Regione Sardegna. Io ho finito, anche perché Beatrice, che è venuta qua assolutamente di corsissima, deve prendere un aereo, ma ha 10-12 minuti per fare il primo degli interventi programmati. Ti chiamo qua insieme a Antonio e a Carla. Davvero grazie a tutti, spero che sia una bella giornata e che sia la prima di una giornata positiva per il centro-sinistra e per il Partito Democratico in Sardegna. Guarda, puoi anche rimanere qua. Ma io rimango qua. E dobbiamo stare tutti in piedi con te, va bene. Eccomi qua. Loro seduti, io in piedi con te. Dai, stiamo seduti. Però io mi alzo, posso? Va bene, vai. Innanzitutto grazie, sono molto felice di essere qui oggi con Marco e con tutti quanti voi. Come vi è stato spiegato, io mi sto facendo un giretto ormai da un po' di mesi per questa regione, per le strutture sanitarie, ma la cosa che devo dire mi ha lasciata molto stupita, lo dico con grande serietà questa cosa, e non per fare campagna elettorale, è che la situazione sanitaria della regione Sardegna è in una condizione che per chi ha come me gestito la sanità, e ho visto anche condizioni complesse delle regioni italiane, la situazione di complessità e di criticità che ha la regione Sardegna in questo momento è assolutamente preoccupante. E se c'è
una situazione generale di difficoltà della ripartenza del sistema sanitario nazionale italiano, e poi lo diremo, dopo il Covid. Questa situazione è estremizzata qui in Sardegna a causa di una incapacità della regione di gestire, di programmare e di mettere mano con le risorse e con l'autonomia che ha a quella che è la questione principe del welfare nell'amministrazione regionale, e cioè la salute. Lo dico con cognizione di causa, perché ascoltando i rappresentanti degli ordini professionali, delle professioni, diciamo, di chi lavora sul campo, escono fuori una serie di cose che vi assicuro nelle altre regioni non ci sono. Cioè delle mancanze funzionali e organizzative su cose che si fanno normalmente nelle altre regioni italiane e non nelle regioni top 5 della classifica di Agenas sulle griglie dei livelli essenziali di assistenza, no, in quelle che sono mediane, che sono basse. Parlavamo prima del registro tumori, parlavamo prima del registro diabete, parlavamo prima di tutta la rete della salute mentale, della rete della prevenzione, del fatto che non si vaccini in farmacia come è successo col Covid nelle altre regioni italiane, cioè cose che sono alla base e all'ABC della sanità e che riguardano la vita di tutti, per non parlare della condizione dei pronto soccorso o di che cosa succede a un cittadino sardo se ha il cancro, considerando che il tumore, purtroppo, adesso quando vi parlo delle cose sono sempre quella che fa i discorsi allegri, però è un ragionamento serio, cioè oggi il cancro incontra nella vita una ogni 2-3 persone nel corso della vita, quindi è una malattia che va gestita, su cui bisogna fare la diagnosi, la prevenzione, la presa in carico, la cura, da cui oggi sempre di più si guarisce e si può cronicizzare, ma devi essere curato. Se in questa regione devi andartene per fare la radioterapia, capite che qui non sei curato. E questa è la grande questione. Noi abbiamo messo al centro della nostra azione politica la difesa della sanità pubblica e del Servizio Sanitario Nazionale. Io pensavo, ve lo dico, mi avrete sentito dirlo tante volte in TV, io ero convinta che con il Covid, nella sua drammaticità, saremmo entrati dopo il Covid in un'altra fase, cioè nella fase in cui tutti ci siamo resi conto e ci eravamo resi conto di che cosa significasse la salute pubblica in Italia, organizzare e finanziare un servizio sanitario nazionale. E senza salute, a parte non si lavora, non si studia, non si fa niente perché non ce la fai, ma non c'è economia, e lo abbiamo visto nel Covid, si blocca un intero paese. Ebbene, purtroppo non è successo questo. Guardate, non è successo quando tutti avevamo messo i semini per riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale, una stagione di riforme e di finanziamento dopo il Covid, perché tu non puoi pensare che finisce una pandemia e torni esattamente a pensare, immaginare la sanità con gli stessi modelli, con è una specie di tabellina quella del MEF, con gli stessi modello organizzativo del pre-Covid. Vuol dire che non hai capito proprio niente. E invece questo governo e questa maggioranza, e lo vorrei ricordare perché purtroppo un bel pezzo di questa maggioranza ha fatto i cortei no Green Pass per buona parte della pandemia, perché se lo sono dimenticato tutti questo, questa maggioranza ha rimosso il tema salute dal suo calendario e adesso stiamo vedendo le conseguenze. Purtroppo ve lo dico, stiamo anche ascoltando delle cose che non sono vere. Io vorrei dirlo, lo diranno meglio di me dopo gli interventi che seguiranno, che quando è entrato al governo, quando ha vinto le elezioni la Meloni e sono entrati a governare l'Italia, questi signori si sono trovati 200 miliardi di investimenti sul PNRR, di cui 20 miliardi sulla sanità, 200 miliardi di investimenti. L'Italia, noi perché in questi anni di Covid che siamo andati fuori, abbiamo potuto ampliare il debito, noi diamo come i miliardi come spiccioletti. Io vorrei ricordare, e lo ricordo molto bene, che per trovare 800 milioni per fare i LEA ci ho messo 4 anni.
Qui stiamo parlando di 200 miliardi lasciati in eredità, il gruzzoletto di investimenti per fare il grande progetto di trasformazione del sistema Italia, non soltanto della sanità. In più c'era il PIL al 3+3, dove noi venivamo, lo sappiamo tutti, almeno dal 2010-2011-12, dopo la crisi forte dei mutui subprime, le crisi del debito, a uno stato di recessione, se non stagnazione dell'economia italiana. Boom occupazionale, crescita, e questi hanno avuto un anno che governo. Voi, in un anno di governo, non lo devo dire io, avete ascoltato una proposta organica di riforma di qualche cosa? È stata presentata una riforma, a parte gli slogan, le cose sui social, i tweet che avete sentito voi una riforma del sistema sanitario? C'è la riforma dei medici? C'è la riforma del personale sanitario? C'è la riorganizzazione dei sistemi di formazione? Dov'è la DM77, che è la riforma del territorio fatta dello scorso governo per, diciamo, affrontare le questioni lasciate dalla cronicità e della medicina del territoriale? Che fine ha fatto? La salute mentale, di cui ogni giorno, aprendo i giornali e guardando la televisione, si parla di salute mentale, la crisi della salute mentale che in questa regione tra l'altro è fortissima con i numeri. Dove sta la riforma? Dove sta il nuovo piano nazionale di salute mentale? Dov'è il nuovo piano nazionale sul cancro? Dove stanno? Non ci sono. Quindi la notizia purtroppo è che non soltanto in un anno quel tesoro sembra essere volatilizzato, non esserci più, tant'è vero che si rinuncia all'investimento, ma dall'altro lato non ci sono le risorse, perché in questa legge di bilancio, al di là dei tanti slogan, quando poi vedremo le carte lo potremo dire con accuratezza, ma una cosa è certa, che 3 miliardi sono in più, ma non sono veramente in più, sono un recupero rispetto a quello che si era detto lo scorso anno, e ce ne mancano 4, che erano quelle chieste dalle regioni per pagare l'inflazione, il caro energia e una cosa che molti di voi non sanno cos'è, payback dispositivi medici, ma che vale 1 miliardo, cuba 1 miliardo, o 4. Se tu te ne avevano chiesti 4 per fare una cosa e ne hai messi 3 per fare un'altra, cioè il rinnovo del contratto per il comparto, ma qua a me i conti non mi tornano. Quindi non è che l'inflazione sparisce perché tu non l'hai prevista in bilancio, vuol dire che si prenderà e si eroderà le risorse del fondo che dovrebbero servire per dare poi gli extra LEA, cioè in una regione come questa pagare le prestazioni sanitarie. Non ci sono, non sono state previste, e non solo non ci sono risorse, non ci sono neanche le idee, perché a volte non hai i soldi, ma c'hai le idee. E con le idee cominci a trasformarlo il sistema. Noi a oggi non lo abbiamo vista questa trasformazione, vale a livello nazionale e vale a livello regionale. Se poi andiamo oltre, cioè usciamo dall'ambito della salute, perché oggi la salute non è solo sanità, la salute è ambiente, la salute è cultura, la salute è agricoltura, la salute è formazione, è investimento sul capitale umano, è capacità di fare reti che producono valore. Questo oggi è qualcosa di molto più complesso, affascinante, dove tra l'altro si giocano le scommesse delle economie più forti su queste materie. Bene, se tu esci da qui non c'è nulla, non c'è nulla. Cioè noi avremo una legge di bilancio che affama gli enti locali e le amministrazioni comunali, non dà risorse, non prevede una trasformazione seria per i servizi sociali, che non sono solo quelli socioassistenziali, cioè sociosanitari, ma sono anche quelli socioassistenziali, dove ci sono le grandi difficoltà. Non c'è niente per i bambini, per i ragazzi, per i giovani, non c'è un investimento serio sulla scuola. E quindi noi come usciamo da questo Covid? Nella prima grande legge di bilancio, dove c'è il disegno strategico di questo governo di destra di cui parlava prima Meloni. Dove stiamo andando? Dove sta andando l'Italia in questo disegno? Se noi ci depuriamo da tutto,
L'Italia rimane ferma ad una fotografia pre-Covid, cioè prima delle crisi, la crisi sanitaria, la crisi energetica, la crisi geopolitica. E allora io credo che questi siano, diciamo, dei buoni motivi, e ho lanciato un'idea sopra, tu non c'eri Marco, ho detto io voglio costruire con gli operatori della sanità di questo territorio, della regione Sardegna, un report Sardegna, perché guardate che rimettere in piedi una regione così non è difficile. Non è una regione con stratificazioni, dove hai strutture che sono stratificate nel tempo. Qui non ci stanno proprio. Cioè, quindi è una realtà dove tu devi costruire delle cose, devi farle le reti. Non è che le devi smontare, rifare, devi semplicemente... Cioè, sulla veterinaria ci si potrebbe fare un capitolo a parte, lo dico perché, insomma, con la peste suina io qui ho appenato, però c'è da fare cose semplici ma efficaci. Allora, avere le idee e fare una cosa, io lo dico Marco perché lo dico sempre e poi lo mantengo, nel senso che in sanità non ci sono scorciatoie, non ci sono gli amici di partito, non ci sono quelli con la tessera, non me ne importa niente, ci vogliono le persone brave, le persone competenti, perché è il settore che va sulle persone competenti. La sanità cammina sulle gambe degli uomini e delle donne che sanno fare il loro lavoro e che allora vanno gratificate economicamente. Questo è un lavoro che noi stiamo facendo di riforma del personale sanitario. Non tutti sono uguali. Non è possibile, quindi bisogna fare delle scelte e bisogna premiare chi oggi rischia di lasciare e abbandonare questa professione in l'Italia per sempre. Abbiamo da investire su queste persone e quindi per farlo dobbiamo avere la gente che ci sta attorno capace. Io spero che noi vinceremo le regionali con un presidente o una presidente brava, capace, che ci faccia vincere. Ma io voglio anche, e ve lo chiedo, come dirigente del Partito Democratico, un assessore alla sanità che sappia quello che fa. Questa è una domanda, è la prima domanda. Siccome ci metto la faccia, ce la metto prima e dopo, ma ce la mettiamo tutti con i cittadini sardi, perché c'è una cosa che ho imparato sulla mia pelle. Io ho il telefono che squilla dalla mattina alla sera. Non sono la gente che non è che mi telefono il consigliere comunale tal di tali, il consigliere regionale, succede anche questo. Ma a me il mio numero di telefono, che è lo stesso da 30 anni, ce l'ha mezza Italia. Gira, mi ha dato il numero Tizio Caio, il portiere della sua casa dove abitava 15 anni fa. Tutte persone che mi chiamano perché stanno male, o sta male un loro parente, ma stanno male seri, gente che rischia di morire e che chiede aiuto perché non sa dove andare. Ecco, questa è una cosa terribile. Quando sei malato sei nudo. Non importa se sei ricco, siamo tutti uguali malati e noi dobbiamo prendercene cura, perché questo fa la differenza e lo possiamo fare bene, quindi non rinunciamo. Questa è la mia cosa, non rinunciamo, la sanità italiana è fantastica e merita di essere salvata. Grazie. Vola perché poi spero che tu possa volare. Grazie Beatrice. Grazie davvero per quello che stai facendo, che hai promesso che farai e certamente farai ancora con noi. Carla, abbiamo parlato un po' di riforme che ci piacciono, non ci piacciono, ma come dire, un disegno che tu puoi aiutarci a decrittare di questo primo anno di questo governo e anche delle nostre idee rispetto a quanto sta avvenendo. Grazie, hai una decina di minuti. Sarai... più breve, come Bene. dicono i professori universitari, di una decina di minuti. Intanto vi chiedo scusa, parlo da seduta, ma vengo da Sassari, sono stanca, ho affrontato la Carlo Felice. In realtà la risposta dal mio punto di vista rispetto alle riforme che sono sul tavolo, che sono al top dell'agenda di questo governo, è abbastanza semplice. L'unica suggestione che vi vorrei portare è che se noi questo incontro l'avessimo fatto 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa,
sul tavolo, nelle agende dei governi, i temi delle riforme sarebbero stati esattamente gli stessi. Si parla di forma di governo e di riparto di competenze tra Stato e Regioni dalla fine degli anni '80, e fino adesso tutti i tentativi hanno fallito. Secondo me perché? Perché molto spesso le proposte di riforme sono state trasmesse come bandiere politiche ed ideologiche. Tutte noi abbiamo chiaro cosa c'era scritto l'anno scorso nel programma elettorale della coalizione, che con numeri importanti ha vinto le elezioni, ha portato questa agenda delle riforme. Presidenzialismo, bandiera di Fratelli d'Italia, e autonomia differenziata, bandiera della Lega. Ai miei occhi di analista tecnica costituzionalista, l'aspetto politico-ideologico nei progetti di riforme che sono stati presentati fino adesso prevale senz'altro sugli aspetti di ragionevolezza, sugli aspetti di legame, di nesso di causalità con l'obiettivo che si vuole raggiungere con queste riforme. Se l'obiettivo è, come si dice, la stabilità, perché l'Italia è un paese instabile, l'Italia è un paese in cui le legislature si avvicendano in modo convulso, non capisco, per quello che ho studiato in questi anni, come la stabilità si possa raggiungere con l'elezione diretta di un Presidente del Consiglio o di un Presidente o di una, rispettivamente, Presidente della Repubblica. Perché funziona il contrario. Nei paesi come il nostro, che sono paesi conflittuali, in cui la società, perché è da lì che partiamo, le norme non possono essere imposte dall'alto, ma devono arrivare, contestualizzarsi in un contesto sociale. Non si può far finta che una riforma presidenziale in Italia, come accade in altri paesi del mondo, e tutti abbiamo ben presenti i casi del Brasile e dell'Argentina, negli ultimi anni anche degli Stati Uniti, che pure è uno di quegli esempi di presidenzialismo paradossalmente più equilibrati, il presidenzialismo spacca, polarizza. In un sistema già conflittuale come il nostro, porterebbe ulteriore instabilità e in più intaccherebbe su una delle pochissime figure che nel nostro sistema istituzionale fino adesso hanno funzionato meglio, quella del Presidente della Repubblica, che grazie alla moral suasion, alla sua posizione, alla saggezza, a quello che volete, è riuscito da ago della bilancia a risolvere con attenzione, riportando l'attenzione alla Costituzione anche in questi giorni, risolvendo situazioni critiche, pericolose, rischiose. Allora, io ho imparato che se devo mandare via una formica o 5 formiche da casa mia, non brucio tutta la casa. Invece la mia impressione è che, perché voglio dire, l'impatto sarebbe più dannoso rispetto alla breccia che dovevo curare. Quindi c'è bisogno di riforme? Secondo me sì, perché evidentemente c'è bisogno di razionalizzare il rapporto tra governo e Parlamento, ma per renderlo più fluido, per agevolare il percorso di decisione, perché il governo ha diritto e dovere di portare a termine il programma elettorale, non può scontrarsi con l'inefficienza di un Parlamento che non è più adatto a questi tempi. Ma la soluzione è eleggere direttamente il Premier e la Premier e depotenziare la figura di garanzia del Presidente della Repubblica? Secondo me no. Vi faccio una domanda retorica. Secondo voi Giorgia Meloni è una Presidente del Consiglio forte o debole? Secondo me è fortissima, sta dimostrando che il problema della forza del Presidente della Repubblica o della Presidente non è nella norma, ma è nella legittimazione. Lei è forte perché si sente forte di una legittimazione politica, e allora non è forse meglio intervenire sulla legge elettorale, sulla un'ipotesi di sfiducia costruttiva, di rapporto interno al governo, cum grano salis, senza stravolgere la nostra Costituzione, che di base è ben fatta. Allora, rispondiamo a Perassi, per chi se lo ricorda, per quell'ordine del giorno del 1948, che disse: noi strutturiamo così questo sistema parlamentare perché è la migliore formula per l'Italia, che ha sperimentato 20 anni di autoritarismo e che ha bisogno di un Parlamento forte, ma poi correggiamolo, collaudiamolo questo sistema parlamentare. Collaudarlo non significa stravolgerlo.
Ricorre quest'anno un anniversario che è quello della morte, ucciso dalle Brigate Rosse, di Roberto Ruffilli, che scrisse proprio un cittadino come arbitro. Secondo me il problema vero da cui ripartire senza stravolgere la Costituzione è rinforzare, ricostruire quel legame che è in frantumi di affidamento, di fiducia tra l'elettorato e la rappresentanza politica. Ma questo legame non si ricostruisce dall'alto con un'elezione, ma si ricostruisce attraverso un percorso di legittimazione che parte, come diceva prima Beatrice Lorenzin, anche dalla creazione di competenze, con la formazione delle classi dirigenti, agendo con responsabilità e riconquistando la fiducia a partire dalla legge elettorale, che sia una legge elettorale affidabile, che restituisce ai cittadini e alle cittadine il potere di decidere e anche la percezione di avere la capacità di scegliere chi decide. Chiudo, perché sicuramente ho già mangiato quasi tutto il mio tempo, con 2 parole sull'autonomia differenziata. Noi l'autonomia differenziata, che è una formula che sembra nuova perché la sentiamo un po' da quando Lombardia e Veneto hanno proposto i referenda e poi il ritorno ora con Calderoli, anche questa una riforma ideologica, la più ideologica possibile, che serve, a mio parere, a pesare il peso, appunto, il calibro delle forze all'interno del governo, ma noi l'autonomia differenziata ce l'abbiamo in Italia dal 1948. Da quando primissime norme della storia repubblicana italiana sono state approvate le leggi costituzionali che hanno introdotto le 5 regioni a statuto speciale, che però sono speciali con una ragione, non perché si sono autoconferiti una specialità, ma perché avevano delle ragioni pregresse, delle esigenze pregresse, delle realtà effettive che non si poteva fare a meno di riconoscere: l'insularità, il fatto di essere regione di confine, il plurilinguismo, il multiculturalismo, che rendevano necessario riconoscere quella specialità, non concederla, riconoscerla e restituire quanto era stato negato brutalmente durante gli anni del fascismo. Quella è autonomia differenziata. Questo non significa che non bisogna riconoscere anche nuove forme potenziali, non fosse altro che c'è scritto nella Costituzione. Io rispetto le regole da giurista. Nella Costituzione c'è scritto che l'autonomia differenziata si può fare nei confronti delle regioni a statuto ordinario, perché, come diceva Marco Meloni in premessa, è vero che noi regioni a statuto speciale in teoria e in forma non siamo toccate da questa riforma, ma come succede in un corpo umano, quello che tocca un braccio ha conseguenze anche sull'altro braccio, e questo succede con la riforma dell'autonomia differenziata. Si interviene rispetto alle regioni a statuto ordinario, ma questi interventi hanno un impatto potenzialmente dirompente su tutto il resto del territorio. E se e lo è, l'Italia è ancora una repubblica una e indivisibile, non si può fare a meno di considerare che l'attribuzione di 23 materie centrali e sostanziali del nostro ordinamento, senza nessun tipo di prerequisito o di controllo, in modo totalmente bilaterale, esautorando il Parlamento da una partecipazione nel percorso di negoziazione delle materie, ecco, questo senz'altro ha un impatto molto forte su tutte le altre regioni. Quindi ci sono problemi di metodo e di merito, ma soprattutto di contenuto. Se tutte noi e tutti noi avessimo la pazienza di leggere i progetti di legge, tenendo conto dell'obiettivo che aspirano a raggiungere, ci renderemmo conto che manca proprio il nesso di causalità, e questo è un problema. Grazie Carla. Antonio si occupa di tante cose, è il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico, abbiamo condiviso tante questioni cercando di far, tra le altre cose, se parliamo dei nostri territori, di fare una cosa che si fa raramente, perché i parlamentari e anche i consiglieri regionali, i corpi politici sardi e siciliani dialogano poco, ma tu ti sei occupato dalla Commissione di Bilancio di tantissime questioni, dal PNRR a questioni che riguardano l'impatto sull'economia delle regioni dell'autonomia differenziata, ma ce lo dici tu che sei bravissimo e quindi a te la parola. Grazie. Intanto un ringraziamento e complimenti a Marco, che hai portato tante persone, non è facile, al di là delle questioni, hai portato tante persone. No, vi ringrazio perché è un'occasione importante, non è facilissimo dopo gli anni che abbiamo passato la pandemia partecipare. Questo è un tema come dire, proprio anche di esperienza e costruzione politica, quindi complimenti per questo. Dopodiché
parliamo di questi temi, ma sotto l'egida un anno di Meloni, un anno di Marco Meloni positivo, purtroppo un anno, diciamo, di Meloni presidente negativo. Ora però spieghiamolo perché è negativo, non semplicemente perché noi siamo all'opposizione, è assolutamente legittimo che si vince, si ha il diritto di governare, si ha soprattutto il dovere di governare, e si ha un dovere di governare ancora più importante, come hai detto tu e come ci ha spiegato la senatrice Lorenzin, quando erediti una prospettiva per cui qualunque governo di questa legislatura è e sarebbe stato il governo del PNRR. Dopodiché può essere il governo del PNRR che comunque trasforma il Paese, può essere il governo del PNRR che non solo crea un problema all'Italia per raggiungerlo, ma distrugge all'origine, come oggi abbiamo avuto occasione di dire in un altro incontro, una potenzialità, quella di avere per la prima volta un progetti europei finanziati con indebitamento europeo, cosa che per l'Italia è fondamentale. Quindi noi abbiamo uno snodo nel quale ci doliamo evidentemente di non essere stati in grado, per tutta una serie di questioni, inclusa soprattutto la farraginosità della legge elettorale, perché abbiamo un governo che ha vinto, ma un governo che ha vinto essendo minoranza complessiva nel Paese, e questo non dobbiamo dimenticarlo noi, ma soprattutto non deve dimenticarlo la Presidente Meloni. Perché loro ci raccontano una storia da un anno a questa parte, che è una strana storia, dalla quale dobbiamo uscire, è una trappola logica. Perché quando noi gli contestiamo delle priorità che loro non stanno affrontando, la risposta che ci danno è: ma queste priorità non è che le abbiamo create noi, le avete create voi, come se i governi del mondo fossero delle situazioni semplificate nelle quali ogni governo risolve tutti i problemi del mondo, non ha questioni complesse da risolvere, non ha fatto null'altro, e quindi la colpa è di chi c'era prima sempre. Quando gli dici dopo un anno: beh, ma adesso ci siete voi, che cosa avete fatto? Ma noi siamo un governo di legislatura. Quindi sostanzialmente siamo intrappolati in una retorica nella quale, soprattutto nel rapporto con il Paese, bisogna tornare a dire la verità. Allora, in questo anno, quello che è accaduto è che abbiamo avuto un governo che è record di decreti legge, è record di decreti leggi cosiddetti omnibus, dove c'è di tutto. Si parte per discutere una cosa, dentro si trova di tutto, frazionato, iniziative molto, molto frazionate, frammentate, con poca coerenza, con, diciamo, spargimento vario di finanziamenti improduttivi, e soprattutto il record delle fiducie. Io ho detto ai parlamentari della destra, nell'intervento che abbiamo fatto recentemente di dichiarazione di voto su un DL cosiddetto asset, che ormai il governo non gli sta chiedendo più la fiducia, perché arriva con questi decreti, impone dei tempi molto stretti, addirittura, come dire, accelera con questioni diverse, boccia tutti gli emendamenti anche dei propri parlamentari di maggioranza, quindi non sta chiedendo la fiducia, sta chiedendo la fedeltà ai propri parlamentari. Quando questo avviene significa che politicamente il governo non c'è più, non c'è dal punto di vista della coesione. E che cosa fa questo governo? Beh, noi adesso abbiamo una finanziaria che si annuncia terribile, non solo perché non ci sono risorse concrete, ma perché una parte significativa di queste risorse, già è avvenuto nella scorsa legge di bilancio, sono sprecate per dare ai furbetti e a determinate categorie minoritarie un piccolo vantaggio fiscale, piccolo nel senso che proprio si tratta di qualche euro al mese, ma che servono a costruire la grande propaganda. E poi cosa accade? Che uno va in una pagina del documento di accompagnamento del DEF, cioè del documento di economia finanziaria, e scopre che il ministro della Lega Giorgetti scrive in una frase che l'Italia ha mantenuto una stabilità economica e finanziaria grazie alla riforma introdotta nel lontano 2011, si riferisce alla riforma Fornero in quel caso.
Quindi vedete che dal punto di vista della polemica, Salvini, che è stato il principale a fare un certo tipo di polemica, a distanza di 11 anni la mette in un documento e la nasconde. Cioè noi quello che sperimentiamo concretamente ogni giorno è la propaganda, la morte della propaganda e come la propaganda, diciamo, di nuovo si muove e si rigenera. Io che sono stato eletto in Sicilia, a proposito di insularità, devo denunciare che il famoso ponte sullo stretto, oggi diciamo ma facciamolo, cioè, data la credibilità che ha il ponte di Salvini, ma facciamolo fra Cagliari e Palermo, scusami, secondo me diciamo, ha la stessa probabilità di realizzarsi del progetto di Salvini, però almeno, come dire, non perché non ci vogliamo unire alla Calabria, però diciamo almeno fra isolani facciamo un sistema. Ma quello che è accaduto è che un'opera che dovrebbe costare 15 miliardi non solo non viene finanziata da un ministro che sostiene di finanziarla, ma sapete che gliele ha messi 1,2 miliardi per iniziare un'attività alla regione siciliana, che li ha tolti dal fondo di coesione sociale europeo per fare gli investimenti che l'Europa chiedeva alla Sicilia su una serie di questioni per finanziare un pezzo in modo tale che Salvini possa dire abbiamo finanziato il ponte. Siamo a questi livelli. Ma siamo soprattutto in un contesto nel quale, dicevo, la retorica la fa da padrona. Noi abbiamo sui migranti raggiunto il record di 4 decreti. Ora, il fatto che ci siano dei decreti ogni diciamo mese, ogni 2 mesi, dovrebbe dirla lunga sull'efficacia di questi decreti, che di fatto l'unica cosa che fanno è semplicemente ogni volta rispondere ad un'emergenza dell'opinione pubblica. Abbiamo iniziato novembre scorso, un anno fa, con il decreto dei porti socchiusi che diceva soltanto quelli che stanno male scendono, quegli altri non scendono, poi quello è stato superato, poi hanno fatto il decreto dei porti lontani per mandare lontano diciamo, chi salvava vite, poi hanno fatto il decreto Cutro che introduce degli elementi che sono contrari a quelle che sono le legislazioni europee, adesso poi ne hanno fatto un altro che serve poi alla fine a criminalizzare di più soprattutto i minori. E questo mi riporta a un altro decreto che oggi è stato approvato di nuovo con fiducia al Senato, il famoso decreto Caivano, perché succede una cosa gravissima, gravissima in una parte del paese, si va lì, ci si fa vedere con le telecamere e si fa un decreto. Succede una cosa a Cutro, si fa il decreto Cutro, succede una cosa a Caivano, si fa il decreto, ma purtroppo l'Italia è fatta di tanti casi come questo. Ci sarebbe bisogno di un intervento, come dire, generale, generalizzato e soprattutto basta importare in questo paese la cultura law and order americana della deterrenza, per cui sostanzialmente criminalizzando i minori, secondo il governo, si dà una risposta a problemi di inclusione e di emarginazione sociale. Questo anno è stato questo. E dal punto di vista economico, quello che noi abbiamo osservato è che sostanzialmente c'è stata una improduttività nella spesa pubblica con 2 cose particolari. La prima, sostanzialmente nella scorsa legge di bilancio si sono spesi circa 2 miliardi in tutto quel capitolo che fa riferimento ai condoni, che fa riferimento diciamo, alle multe e che fa riferimento all'idea di chi paga le tasse con ritardo. Peccato che poi quando noi siamo arrivati allo scorso giugno, anzi lo scorso luglio, con l'assestamento e la previsione dell'anno successivo, quello che abbiamo notato è che l'Italia nel 2023, nel momento in cui è cresciuto il PIL, seppure a tassi decrescenti, ha avuto un significativo crollo dell'IVA. Che cosa significa questo? È difficile vedere un paese che cresce ma nel quale l'IVA si riduce, perché c'è tutta una decisione degli annunci che vengono fatti in particolare dal ministro Salvini che poi creano un effetto nel paese. Allora noi nel momento in cui abbiamo più risorse da investire potenzialmente, siamo anche quelli che stiamo crescendo meno. Stiamo facendo una legge di bilancio in cui abbiamo sognato una crescita del PIL potenziale di oltre l'1% quando il Fondo Monetario Internazionale ci ha detto lo 0,7. Quando lo contestiamo al governo ci dice vabbè ma in passato ci abbiamo preso, quindi magari ci prendiamo anche questa volta. Il problema è la stabilità finanziaria che stiamo andando a costruire. Allora qui il tema che noi abbiamo di fronte non è soltanto fare un'opposizione in Senato, ma cercare di costruire anche, come dire, una via d'uscita per il Paese. Questo noi lo facciamo
cercando di costruire dove è possibile degli emendamenti, delle proposte, vedo il nostro capogruppo anche cercare di costruire una sorta di legge di bilancio alternativa. Lo stiamo facendo in Senato, perché in Senato partirà la discussione sulla legge di bilancio. Però quello che dobbiamo fare è anche avere la capacità, l'umiltà di capire che cosa abbiamo fatto di tanto sbagliato per far meritare all'Italia un governo del genere, nel senso che io ogni volta che li ascolto dico questo evidentemente non è un merito di questa forza, di queste forze politiche, ma deve essere qualcosa che noi abbiamo sbagliato, dal quale dobbiamo ripartire. C'è un rapporto più vicino alle persone, anche attraverso la nostra segretaria, cercare di dare un impulso per ripartire, far ripartire e spiegare alle persone che ovviamente la realtà è complessa, ma noi abbiamo cercato e cerchiamo soprattutto di affrontarla immaginando le priorità e concentrandoci su ciò che serve al Paese. Sull'insularità, 2 cose importanti stiamo facendo nella Commissione, finisco con Marco e anche con Silvio Lai, commissione che nasce, devo dirlo perché lui non l'ha voluto dire, da un'idea di Marco, questo io lo dico, diciamo, poi io sono il numero, poi tu mi hai perché abbiamo fatto Sardegna, Sicilia, Silvio, poi l'ha fatto Sardegna, provare, Sicilia, l'abbiamo messa nel programma del Partito Democratico, l'abbiamo messa in un disegno di legge appena siamo entrati al Senato, poi abbiamo detto a Silvio, perché la legge di bilancio partiva dalla Camera, presentalo come emendamento, poi è stato presentato, il governo ha detto abbiamo provato una bellissima idea senza, diciamo, citare il Partito Democratico. Però stiamo facendo una cosa importante, oltre ad aver istituito un fondo che per adesso ha una dotazione assai limitata, ma che comunque, diciamo, può servire su determinate questioni, vogliamo insistere molto per ricostruire un punto fondamentale che è quello di da una parte inserire, come prevede l'istituzione di questa commissione, la questione degli svantaggi dell'insularità nei LEP che si definiscono all'interno della proposta, diciamo così, di autonomia differenziata, sperando che quella proposta non vada avanti così come è stata formulata, e la seconda, quella di immaginare una forte riforma sostanziale delle modalità con le quali la Commissione europea applica gli aiuti di Stato sui temi della mobilità e della continuità territoriale, perché questo è un punto fondamentale sul quale secondo noi possiamo creare, diciamo, ottenere un risultato importante, come d'altra parte alcune isole lo hanno ottenuto di altri paesi. Noi dobbiamo far sì che la Sicilia e la Sardegna, come anche le altre isole importanti italiane, in quanto isole, siano considerate un luogo amministrativo, giuridico e geografico unitario, cioè non possiamo distinguere fra per esempio aeroporti a maggiore densità o a più bassa densità, o andare a misurare semplicemente la continuità territoriale o meno. Noi dobbiamo immaginare che c'è una condizione particolare e quindi ridefinire tutte le politiche di sostegno a questo fine. Nel concludere e passare il microfono a Marco, quello che voglio dire è che noi dobbiamo impegnarci in questa idea anche dell'insularità, di fare dei sistemi, però, cioè immaginare un sistema delle 2 isole principali e provare, proprio a partire per esempio dal trasporto aereo, di immaginare delle forme di collaborazione comuni, lo abbiamo detto anche nella commissione, perché se un'isola è un'isola, diciamo, come parafrasando John Donne, 2 isole sono già un pezzo del territorio più significativo, e quindi anche lì proviamo a immaginare qualcosa che faccia di 2 debolezze una forza che possa in qualche modo poi avere anche un riferimento importante nella nostra azione legislativa. Grazie Antonio, grazie Carla. Allora, adesso cerchiamo di andare veloci anche nel prossimo passaggio, che io riserverei a Francesco Boccia, il nostro capogruppo in Senato. Francesco è anche una persona che ha lavorato e sta lavorando molto sul Partito Democratico nel lavoro con la nostra segretaria Lish Line, quindi puoi parlare di tutto, purché stiamo sempre nei 10, 12, 15 minuti, e poi ci saranno Silvio, Alessandra e Piero per chiudere la nostra conversazione. Tema libero allora. No, intanto grazie Marco, grazie a voi per essere qui stasera, ma io dico 2 cose. Divido questa mia brevissima riflessione in 2 parti, una sul Paese, sul quadro politico che è stato già fatto
dai colleghi che mi hanno preceduto e poi mi consentirete un minuto finale sulla Sardegna e sull'impegno che ci vede da qui al 2024. Ma avrete percepito dalle parole di Beatrice, di Carla, di Antonio, che non ci troviamo di fronte solo alla politica di destra al governo del paese, ma ci troviamo di fronte davvero ad uno snodo della storia che vede l'Italia, suo malgrado, punto di riferimento della destra in Europa. E su questo vorrei che facessimo una riflessione molto seria. L'Italia, e non era pronta certamente a sentirsi rappresentata dalle destre in Europa, si ritrova ad essere in questo momento storico, alla vigilia delle elezioni europee probabilmente più importanti da metà anni 90 in poi. L'Italia si ritrova a rappresentare un mondo che non è l'Italia, che non rappresenta l'Italia. L'Italia in questo momento è la speranza dei sovranisti in Europa. L'Italia è la speranza degli ultranazionalisti in Europa. Ma l'Italia non è né sovranista né ultranazionalista. Ma ci ritroviamo in questo gioco perverso della storia perché noi, i progressisti, i partiti di centrosinistra, i partiti europeisti, hanno sbagliato alle scorse elezioni politiche. E ci ritroviamo, lo dico qui in Sardegna, pensando poi a quello che dobbiamo fare per le prossime elezioni regionali. Abbiamo sbagliato perché abbiamo rotto un'alleanza, abbiamo sbagliato perché non ci siamo ritrovati ad un certo punto nel modo in cui andava interpretata quella fase storica, dopo che per 2 anni avevamo pezzettino dopo pezzettino, mattoncino dopo mattoncino, ricostruito una prospettiva alternativa per il Paese, che era partita dal governo Conte II, aveva attraversato il governo Draghi, e noi 1 anno e 3-4 mesi fa, e 5 mesi fa, stavamo festeggiando le seconde elezioni amministrative che avevamo vinto ovunque, in città che erano state di destra, penso a Catanzaro, città storica di destra da 20 anni, penso ad Alessandria dove avevamo mandato a casa il sindaco di destra, a Verona, altra città storicamente di destra, e l'avevamo fatto parlando di cosa? Parlando della necessità di affrontare le grandi sfide che avevamo di fronte, che erano sfide soprattutto sociali, che erano sfide di interpretazione di una società che stava e sta cambiando, mettendo al centro la persona, sapendo che mettendo al centro la persona eravamo in grado di dire alle italiane e agli italiani che il mercato era ed è uno strumento sempre riformabile e che interpreta un capitalismo che cambia di volta in volta e di passaggio in passaggio con una velocità che è sotto gli occhi di tutti, ma tenendo al centro la persona. Tutto poteva, ovviamente dentro una dinamica che prevedeva per noi l'apertura del mondo, non la chiusura con i fili spinati, l'integrazione politica, culturale, in un tempo che ci obbliga a fare i conti con noi stessi. Oggi lo dicevo a margine di una riunione fatta al Senato, quando mi parlano di manovra e dell'opzione 103 o 104. All'improvviso Giorgia Meloni ha scoperto che Salvini non è d'accordo, ma va? Ha presentato in conferenza stampa il 16 ottobre una manovra, oggi è 27 ottobre e la manovra è completamente diversa. Lo dico perché oggi abbiamo chiesto con chiarezza che il governo torni in Consiglio dei Ministri, perché non si è mai vista una manovra che esce dal Consiglio dei Ministri, che è il luogo solenne della Repubblica Italiana, faccia il giro di chissà quali stanze, dentro e fuori i palazzi del governo, venga smentita la conferenza stampa fatta dal Presidente del Consiglio e dopo 12 giorni scopriamo che la manovra è diversa. Il minimo che debbano fare, Marco, Antonio, è di tornare in Consiglio dei Ministri. Il minimo! Ma lo devono per rispetto, se non a noi che siamo l'opposizione, ai loro elettori e quindi a tutti gli italiani, ci siamo anche noi.
Il minimo che debbano fare, visto che si sono smentiti tra di loro, evito di farvi la lista delle cose che hanno smentito, dagli asili alle pensioni, al fisco con i prelievi forzosi, la lista è lunghissima. Mai era successo che una manovra fosse presentata da un Presidente del Consiglio e quel Presidente del Consiglio fosse smentito prima dai vicepresidenti e poi da tutti i ministri. Perché dico questo? Perché questa destra costruisce un impianto basato su... Marco ha fatto in maniera molto efficace e chiara nel suo intervento la fotografia di cosa la destra pensa che sia il Paese. A me sapete cosa mi preoccupa di più? E per questa ragione dobbiamo fare una battaglia molto forte, molto dura in Parlamento. Mi preoccupa il grado di propaganda che hanno su alcuni temi, che li porta a cancellare anche aspetti sociali che sono dietro la porta di ognuno di noi. Sulle pensioni, loro fanno una proposta che sostanzialmente dice si può andare in pensione con una finestra, allunghiamo un po'. Dopodiché non dicono che a INPS stanno togliendo liquidità. Stanno togliendo liquidità perché la riduzione del cuneo fiscale, cioè la riduzione delle tasse sul lavoro, loro la finanziano con un bonus. Dicono agli imprenditori: riduciamo il cuneo fiscale, diamo 80 euro in busta paga, che sono gli stessi che aveva dato Draghi nell'anno precedente, dopodiché li copriamo con contributi figurativi. La traduzione è che si tolgono soldi all'INPS. Ora, l'INPS le pensioni dovrà pagarle. Se inauguriamo, come diceva Marco, una stagione simile a quella del 2008, vi ricordate nel 2008 cosa si inventò Tremonti? Le clausole di salvaguardia spendevano, dopodiché dicevano l'anno prossimo se non riusciamo a rispendere le stesse cifre aumentiamo l'IVA. Di anno in anno la clausola di salvaguardia crebbe. Questa volta in ostaggio non sono i consumatori con l'IVA, ma sono i lavoratori. L'anno prossimo, speriamo non ci siano loro, ma dovrebbero esserci loro, prima di sedersi al tavolo del Consiglio dei Ministri e di fare la manovra, dovranno trovare 10-11 miliardi. L'anno dopo aumentano ancora e poi aumentano ancora. Rischiamo tra 4-5 anni, chi si siederà a Palazzo Chigi, di ritrovarsi 14-15 miliardi prima ancora di fare la manovra. È lo stesso schema che utilizzarono nel 2008-2011. Allora utilizzarono il FAS, il Fondo per le aree sottoutilizzate, che riguardava il Mezzogiorno, Sardegna, Puglia, tutte le altre regioni del Mezzogiorno. Questa volta stanno svuotando l'FSC, il Fondo di Sviluppo e di Coesione. È lo stesso modello. Tant'è che ad un certo punto ho detto, ma guarda un po', questi utilizzano lo stesso modello di politica economica del 2008, poi ho rivisto i nomi e sono gli stessi. In realtà sono anche gli stessi protagonisti, perché Giorgetti c'era, la Meloni era in quel governo, molti dei sottosegretari di oggi c'erano allora. E in realtà è la stessa destra, con una preoccupazione maggiore. E la preoccupazione maggiore è di quanto invece questa destra oggi pesa in Europa su un asse che è diverso da quello di Berlusconi. Rischiamo di doverlo rimpiangere, perché sapevamo che ad un certo punto la destra la portava su una terra, diciamo, di nessuno, ma si fermava lì. Questi ci portano su una terra molto pericolosa. Allora, per dirla, diciamo, con le parole del dibattito parlamentare, noi non gli faremo sconti. Loro possono anche dire che blindano la manovra. Questa manovra non va blindata e noi non gli consentiremo di blindarla, non esiste una manovra blindata. Se ci sono gruppi parlamentari di maggioranza che non potranno, sarà la prima volta nella storia repubblicana, presentare emendamenti, Elly Schlein ha detto l'altro giorno, con una battuta che non è una battuta, siamo disposti anche a dargli asilo politico, se sono ridotti così. Io penso che alla fine il dibattito sarà molto duro soprattutto sul lavoro, perché non esiste che continuano a dire no al salario minimo quando sanno che è una opzione a costo zero per lo Stato e che sposta in avanti il dibattito politico sul lavoro nel nostro Paese. Insisteremo sulla sanità pubblica, ha messo 4 miliardi sull'IRPEF che non servono a nulla, perché la
ridefinizione delle aliquote così come l'hanno fatta non serve certamente alle fasce più basse, quei 4 miliardi, lo annuncio da qui, li metteremo tutti sulla sanità pubblica, vediamo se non li votano, e ovviamente sulla transizione ecologica e sulla transizione digitale daremo battaglia. La cosa che ci preoccupa di più è la sostanza dell'impianto generale della manovra. Guardate, noi il 28 aprile in Parlamento abbiamo contestato il documento di economia e finanza che loro hanno approvato, perché abbiamo detto due cose: il rapporto deficit-PIL al 3,7 non lo rispetterete, e abbiamo detto non esiste la crescita che avete programmato, ipotizzato. Ovviamente 4 mesi dopo hanno riscritto tutto, ma qual è la cosa più grave? È che dell'1,2 di PIL che prevedono per il 2024, 0,8 dipende dall'attuazione del PNRR. Cioè dipende dall'attuazione del piano che loro hanno avversato, che non hanno mai votato, e quando ci hanno messo le mani su appena si sono insediati a Palazzo Chigi lo hanno fatto per togliere 13 su 16 miliardi ai comuni, cioè a noi, alle amministrazioni locali, per tagliare indirettamente cosa? Trasporti, servizi alla persona, investimenti infrastrutturali e una serie di investimenti pubblici che i sindaci avevano già programmato. Dalle valutazioni che fa il Partito Democratico, l'80% dei progetti che i sindaci avrebbero dovuto presentare, per i quali avrebbero dovuto impegnare le risorse entro il 31 luglio, avevano le risorse impegnate. Noi pretenderemo in Parlamento, in legge di bilancio, che quei comuni, quelle amministrazioni non hanno un colore politico, destra o sinistra non ci interessa, ci interessano i servizi alla persona. Quei comuni abbiano quelle risorse, perché non consentiremo a Fitto, che ha sempre avversato il PNRR, di utilizzare le risorse del PNRR per fare le peggiori operazioni di privatizzazioni selvagge. Guardate, ieri abbiamo interrogato sia Giorgetti al Senato che Urso alla Camera sullo stesso tema, che era la decarbonizzazione di Ilva. In entrambi i casi ci siamo ritrovati due ministri, il ministro dell'economia e il ministro delle imprese, non due passanti, che non ci hanno risposto su un tema molto semplice, cioè se il memorandum firmato dal ministro Fitto ad insaputa di Invitalia, che è 100% del MEF, avesse avuto meno il loro lasciapassare. Ieri sia il ministro Giorgetti che il ministro Urso hanno dovuto a denti stretti, diciamo, uno non rispondere, l'altro dire sì, il memorandum è stato firmato, ma in realtà non è un accordo. Perché ve lo dico? Perché guardate, c'è proprio un disegno, e su questo chiudo, di riaprire, laddove lo Stato non c'è, ad una sorta di lasciapassare al mercato selvaggio. Ci sono le calamità, avete sbagliato, dovevate assicurarvi. Io la prima volta che ho sentito Musumeci dire una roba di questo tipo ho detto non avrò capito bene. Ho dovuto risentire, sono andato indietro sulla TV, l'ho risentito e ho sentito il ministro della protezione civile che ci ha detto che era colpa di chi non aveva fatto la polizza assicurativa se poi si era allagato in Emilia Romagna. E quindi ora nella manovra c'è l'obbligo di polizza assicurativa, e così anche sui trasporti. E così è sull'organizzazione della scuola. C'è una naturale propensione a dire dove non arriva lo Stato, arrivano i privati. Noi non ce l'abbiamo con i privati, ma ci sono alcuni servizi pubblici, e vengo all'ultima cosa detta da Carla Basso prima, che tu devi assicurare indipendentemente da ceto e censo, non perché lo dice il PD, perché lo dice la Costituzione: trasporto pubblico locale, sanità, scuole e assistenza, dai bambini agli anziani, devono essere trattate nello stesso modo in tutta Italia, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa a Pantelleria, arrivando qui a Cagliari. Questo è il tema. E per questa ragione lo scambio a cui faceva riferimento Carla non lo consentiremo. E lì c'è uno scambio politico. DDL Calderoli che spacca Italia in cambio del presidenzialismo. Poi il presidenzialismo è stato declassificato a premierato. Perché è stato declassificato a premierato? Perché si sono resi conto già durante la campagna elettorale e soprattutto dopo che sul colle più alto della Repubblica Italiana, che è lì
perché nella Costituzione è scolpita la funzione del Presidente della Repubblica, c'è un gigante, per fortuna nostra, della storia, che ogni giorno, appena lo si vede, si capisce perché il Presidente della Repubblica garantisce l'unità nazionale, e quella cosa, se l'avessero cambiata, sarebbe stato il loro suicidio politico. Siccome non sono in grado di affrontare un dibattito pubblico per modificare le funzioni del Presidente della Repubblica, provano a nasconderlo modificando il ruolo del primo ministro, ma che indirettamente è la stessa cosa, perché se consente al primo ministro di sciogliere le Camere stai cambiando anche le funzioni del Presidente della Repubblica. Noi ovviamente non glielo consentiremo. Anche qui, e chiudo, a maggio abbiamo fatto questi incontri con la Presidente del Consiglio, con le delegazioni, noi siamo andati lì, abbiamo detto la nostra e abbiamo detto esattamente quello che Carla aveva sintetizzato qui, abbiamo detto cambiamo la legge elettorale, mettiamo le preferenze ai collegi plurinominali, cancelliamo gli uninominali, mettiamo il proporzionale, preferenze e via, sbarramento al 5%, non c'è più il PD che ha votato il Rosatellum, non c'è più, e posso dire, non tornerà mai più. Quel PD, ve lo garantisco, non tornerà mai più. Questo PD vuole le preferenze, sbarramento al 5%, sbarramento al 5%. Stiamo lì ancora che aspettiamo. Ora circola nell'aria la notizia che sarebbe pronta, Carla, quindi preparatevi, costituzionalisti italiani, attivatevi, arriverà una proposta. Mi sono permesso di dire nei corridoi del Parlamento in questi giorni, forse per educazione, siccome stiamo aspettando da 4 mesi e mezzo una risposta e siamo venuti lì, ogni delegazione è andata lì con i leader, forse sarebbe bello, non dico se ci richiamaste, ma almeno se ce la mandaste prima di leggerlo sui giornali. Vedremo, probabilmente accadrà. L'ultimo appello, 1 minuto, unità, unità, unità. Se non siamo uniti non vinciamo. Credetemi, diciamo, Marco lo sa, è testimone. Abbiamo vinto le amministrative nel 21 e nel 22 perché abbiamo lavorato per l'unità del centrosinistra. Non è facile. Non è facile, sapete perché? Perché bisogna essere generosi, perché non bisogna pensare a se stessi, perché bisogna pensare agli altri, perché bisogna mettersi al servizio della comunità e perché nessuno deve pensare di essere indispensabile. Guardate, lo dico con il massimo dell'affetto verso un mio amico che è Renato Soro. Lo dico con il massimo dell'affetto verso le tante persone che conosco di questa splendida regione. C'è Solinas, presidente della regione autonoma della Sardegna. Non dimenticatelo mai. Quando qualcuno pensa di dividersi, pensi anche che c'è Solinas. E che mentre la Sardegna restava ferma in questi anni, parlo di una regione che conosco bene, la Puglia faceva passi incredibili e dimostra la Puglia e non solo che il Sud può cambiare, che il Sud può farcela, che il Sud può dire la sua, che può diventare un punto di riferimento anche fuori dai confini. La Sardegna lo è sempre stata per 1000 ragioni, cerchiamo di farla tornare ad essere. Noi lavoreremo per questo, lo abbiamo fatto a Foggia l'altro giorno, a Foggia abbiamo vinto perché abbiamo fatto la lista tutti insieme. Maria Aida Episcopo, oggi nuova sindaca di Foggia, è la sindaca di Foggia del PD, del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva, di Azione, stavamo tutti dentro e è stato dimostrato a Foggia che possiamo stare tutti dentro. In Abruzzo abbiamo chiuso l'accordo straordinario con l'ex rettore D'Amico, siamo tutti dentro. I partiti ex Terzo Polo, e Movimento 5 Stelle, Partito Democratico. Si può fare in Sardegna, si deve fare in Sardegna, in Basilicata, in Piemonte. Buona campagna elettorale. Grazie Francesco. Chiederei a Silvio e ad Alessandra di venire sul palco. Silvio e Silvio Lai non lo vedo mai oggi, ma c'era da prima, quindi sono certo che ci sia. Alessandra, se vuoi fare questo, correre questo rischio. Parliamo un po' di quello che è accaduto a livello nazionale, di quello che facciamo e faremo in Sardegna. Prima Alessandro, poi Silvio, andiamo con
con questi interventi che sono piuttosto liberi, no? Quindi, Alessandra. Se no funziona, forse questo funziona. Okay. Allora, intanto permettetemi di ringraziare subito Marco e il Partito Democratico che ha creato questa bellissima occasione di confronto. Vedo tante persone sedute qua davanti, una larga partecipazione, vedo persone che appartengono ai diversi partiti che in questo momento sono seduti al tavolo di coalizione, vedo anche tante persone della società civile. E lasciatemi, prima di entrare nel merito della discussione, spendere una parola, anzi qualche parola sul tavolo di coalizione che sta veramente facendo un lavoro straordinario. Siamo diverse forze politiche, ognuna è arrivata con il suo programma, con le sue idee, con le sue convinzioni, e confrontarsi, vi posso garantire, non è semplice, ma il lavoro che viene fatto è mettere da parte le specialità, mettere da parte i programmi che sono stati preconfezionati e confrontarsi di nuovo con una visione collettiva dove unità e inclusione sono parole fondamentali. E questo è importante per essere uniti, ma soprattutto è importante per cercare di essere credibili nei confronti di quell'elettorato che vuole un cambiamento. Quindi questo tavolo di coalizione preparerà un programma che ha appunto una visione collettiva e andrà sui territori, e non andrà sui territori per riuscire a declamare il verbo, lasciatemi usare questo termine. Andrà sui territori per raccogliere spunti, per raccogliere specialità, per raccogliere priorità, con un programma che sarà anche creato per i territori, perché noi dobbiamo fare lo sforzo non soltanto di essere uniti, non soltanto di contaminarci l'un l'altro, ma anche appunto di portare qualcosa che possa essere credibile e rivoluzionario per questa Sardegna. E invece, tornando nell'ambito di quello che noi dobbiamo affrontare oggi, parliamo del governo nazionale. Guardate, a me piace stare sui fatti, e i fatti ci dipingono una realtà che in un anno veramente è stata quasi demolita. Vogliamo parlare della crescita, l'abbiamo sentito prima, siamo allo 0,8%, siamo tornati allo 0, vogliamo parlare di quello che è previsto, l'1,2%, gli osservatori internazionali ci dicono che sono previsioni ottimistiche, stiamo crescendo meno di tutti gli altri paesi in Europa, meno della Germania, meno della Francia, meno della Spagna, del Portogallo, della Grecia, siamo il fanalino di coda. Abbiamo i dati Eurostat che ci dicono che il 63% delle famiglie italiane non riescono ad arrivare a fine mese. E vogliamo parlare per esempio dei mutui. Le rate sono cresciute fino al 75%. Abbiamo 1 milione di persone in Italia che non riescono a pagare le rate dei mutui. Stiamo parlando di 15 miliardi che non riescono ad essere pagati. E poi parliamo della benzina, che chiaramente è arrivata alle stelle senza nessun intervento concreto per cercare di sostenere questo costo. E guardate, con la benzina è salita l'inflazione chiaramente, perché voi sapete perfettamente che tutti i beni di largo consumo sono trasportati su gomme, quindi questo ovviamente ha influenzato. Poi potremmo parlare della sanità, che come ricordava Beatrice Lorenzin ha subito dei tagli, ma fa impressione il numero, 14 miliardi tagliati entro il 2024. Dopo il Covid noi stiamo sopportando questo. E parliamo per esempio anche di PNRR. Noi abbiamo ricevuto una dote di 209 miliardi, ma al di là di quello che è stato tagliato, a me piace ricordare un dato. Su 33 miliardi di spesa per il 2023 noi ne abbiamo spesi 2, quindi abbiamo i soldi e li stiamo spendendo male. E l'opposizione di fronte a tutto questo cosa fa? Chiaramente si cerca di opporsi con gli strumenti che sono a disposizione, che sono ovviamente il lavoro parlamentare, il lavoro in commissione, proposte di legge, ordini del giorno, emendamenti, ma soprattutto lo fa ricordando ogni giorno i danni che questo governo sta facendo. Lo fa ricordando ogni giorno quello che avevamo, sicuramente dopo la pandemia, e quello che abbiamo perso. Lo fa ricordando ogni giorno che le battaglie che ci vedono uniti, come il salario minimo legale, sono temi che poi possono essere declinati insieme. E la battaglia sul salario minimo legale è importante perché parla della dignità del lavoro. Noi siamo un contesto che si sta impoverendo sempre di più e dobbiamo ricordarcelo.
Dobbiamo ricordarcelo quando parliamo come se fosse un grandissimo traguardo da raggiungere i 9 euro all'ora, ma ci vogliamo pensare che quasi viene venduto come un privilegio quando i salari sono in Italia fermi al palo da 30 anni. Eppure questo anno non è soltanto l'anno in cui il governo che abbiamo di centrodestra, anzi di destra, perché non ho paura a definirlo di destra, ha agito, ma anche l'ultimo anno di questa regione, che vogliamo ricordarlo, che è della stessa composizione, della stessa maggioranza, sta governando. E quindi abbiamo una grande responsabilità. Perché vedete, la Sardegna, di cui adesso vorrei parlare, ha tanti abitanti quanti un quartiere di Madrid, ma è complessa. Per citare Marcello Serra, è quasi un continente. È una Sardegna che è a Cagliari, che si preoccupa dei cantieri, si preoccupa del traffico, si confronta con le città europee, quindi ha problemi sicuramente diversi rispetto alla Barbagia, all'Ogliastra, che invece soffrono l'isolamento e sono costrette a economie quasi di sussistenza. Ed è diversa dalla Sardegna delle coste, che è un'economia in cui 4 mesi viene ovviamente gonfiata dal turismo e ha delle dinamiche che invece vedono la desertificazione dei servizi per 8 mesi. E poi la Sardegna del Nord, oppure la Sardegna del Sulcis, che hanno politiche industriali che non hanno mai visto una nuova modernità, sono ancora politiche che vedono i risultati di quello che fortunatamente è stato fatto negli anni 60 e che però in questo momento deve essere rinnovato. Ecco, in questa Sardegna ci sono delle questioni fondamentali che sono dirimenti e che non sono state ancora affrontate. Una sanità che abbiamo visto ha dei problemi sostanziali, che è diventata sempre di più legata al censo. Sì, io ho soldi, mi posso curare, perché riesco a saltare le liste d'attesa, perché riesco ad accedere ai professionisti migliori, ma se non ho soldi devo rinunciare alle cure. Una Sardegna che vede un paradosso, vede la ricerca di lavoratori sempre più qualificati e un indice di disoccupazione che cresce, con una povertà che cresce. Una Sardegna che, nonostante la possibilità di poter avere una continuità territoriale, è sempre più isolata. È una Sardegna che non riesce in qualche modo ad essere connessa. Noi abbiamo 377 comuni che in questo momento non hanno la possibilità di avere dei trasporti pubblici che possono essere degni di nota. Guardate, io viaggio con i mezzi pubblici perché è una cosa che mi piace fare e vi garantisco che arrivare a Nuoro, dove io abito, è un'avventura tutte le volte. Ecco, questa Sardegna che noi ci troviamo in questo momento a dover analizzare deve essere cambiata, ma deve essere cambiata profondamente. Allora io vi lancio una sfida. Noi dobbiamo reinventare la Sardegna, dobbiamo rivoluzionarla. E come va fatto? Va fatto pensando e condividendo una nuova visione di Sardegna, perché la Sardegna può e deve essere coraggiosamente competitiva. Noi abbiamo aziende che resistono nonostante tutte le difficoltà e allora le dovremmo aiutare dal punto di vista fiscale, le dovremmo aiutare dal punto di vista dei costi operativi, le dovremmo aiutare dal punto di vista energetico, ma non solo, le dovremmo aiutare creando distretti, creando rete. Dovremmo avere un contesto che possa essere competente, perché investire sul futuro dei nostri giovani dovrebbe essere un dovere, altro che tagliare i plessi scolastici e rinunciare all'istruzione come stiamo facendo in questo momento. E dovremmo avere una Sardegna pulita, perché la Sardegna che noi stiamo ereditando è una Sardegna che, io lo dico sempre con grande dolore, noi siamo ancorati alle coste, ma la nostra Sardegna ha 56.000 ettari che sono SIN. Cosa vuol dire? Che sono 50.000 ettari che sono compromessi, sono 50.000 ettari su cui noi dobbiamo intervenire per restituirli alle prossime generazioni. E se vogliamo una Sardegna pulita, allora non dobbiamo avere coraggio di dire che noi vogliamo certo investire sulle energie rinnovabili, noi abbiamo la fortuna di avere delle materie prime straordinarie, abbiamo il mare, il sole, il vento, ma lo vogliamo fare con criterio, lo vogliamo fare scegliendolo, lo vogliamo fare in aree idonee e partecipando agli utili, perché gli utili devono rimanere in Sardegna. Non possiamo pensare di diventare la batteria d'Italia o l'hub energetico che qualcuno magari sta pensando di fare.
E perché no? Potremmo anche pensare a un centro di eccellenza per le bonifiche, perché se abbiamo del territorio da bonificare, perché non fare come ha fatto per esempio l'Olanda con l'acqua, ha trasformato una debolezza in eccellenza. Allora potremmo veramente pensare di portare le migliori intelligenze, le migliori tecnologie, la migliore scienza e lavorare su questo territorio che possiamo trasformare. E potrei continuare relativamente a una visione che credo che possa essere condivisibile con tutti. Potremmo parlare di continuità territoriale, quello che vogliamo avere, ma la questione che noi ci dobbiamo porre, questa è una visione bellissima, credo che la possiamo condividere, ma come ci arriviamo? Con quale metodo noi ci arriviamo? Guardate, io ho imparato che sono importanti 4 semplici regole. La prima è studiare. Bisogna capire quello che c'è fuori e cercare di vedere che noi non ci dobbiamo continuamente reinventare la ruota. La seconda è contestualizzare, perché chiaramente le soluzioni che esistono non sono magari giuste per i territori che abbiamo, per i problemi che abbiamo, però ci possono servire anche per inventare modelli nuovi. E un'altra regola sostanziale è quella di creare casi d'uso, perché noi dobbiamo ricostruire la fiducia con le persone. Se vediamo casi concreti e riusciamo a lavorare su dei progetti concreti, le persone vedono che può succedere anche il cambiamento. E la quarta regola è: dobbiamo fare sistema. Abbiamo tanti progetti bellissimi che sono sparsi per la Sardegna, ma nessuno ne ha conoscenza, non siamo capaci di creare quel tessuto che poi ci fa fare rete. E sulle diverse priorità che noi abbiamo, io ne voglio ricordare 3 che mi stanno particolarmente a cuore. La prima è l'autonomia, ne abbiamo parlato, ne parliamo spesso anche in Commissione Insularità, di cui io faccio parte. Ma guardate, per l'autonomia è l'ora della responsabilità, perché l'autonomia non può essere declinata semplicemente andando a chiedere soldi a Roma, andando a chiedere soldi in Europa. L'autonomia deve essere declinata con i progetti, deve essere declinata con la nostra visione di Sardegna, con la strategia che noi ci mettiamo dentro. E il secondo punto che mi sta a cuore è il rapporto tra regione ed enti locali. Ma se noi abbiamo il PIL della Sardegna che è fatto per la maggior parte di spesa pubblica, e parlo dei fondi di coesione, parlo dei fondi europei, ma noi pensiamo veramente che dei comuni che sono sguarniti dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista progettuale, dal punto di vista della gestione siano capaci di essere efficaci sulla spesa? Certo che no. E quindi questo deve essere riequilibrato, ci deve essere un nuovo patto tra regione ed enti locali. E l'ultimo punto che mi sta a cuore, il terzo, è che se noi abbiamo una visione di Sardegna che si declina in strategia, la programmazione deve seguire. Non possiamo avere 1000 rivoli che seguono ognuno la propria strada, mentre abbiamo invece da fare massa critica per riuscire a raggiungere questo risultato. E detto questo, abbiamo un'ulteriore sfida, che secondo me è la più grande e la più importante. E la sfida che abbiamo è quella che questo futuro ha un prezzo. E il prezzo è il cambiamento della mentalità. Guardate, ho una proposta. Noi dobbiamo abolire 2 parole, che sono resistenza e colonia, perché ci portano a un'identità di Sardegna che è malata, che è quella del dire che non si può fare, che è quella di ridicolizzare le sfide, che è quella di disconoscere, che è quella di pensare sempre che ci sia qualcuno che lo sa fare meglio. Noi abbiamo vissuto stagioni eccellenti, abbiamo vissuto stagioni in cui la Sardegna era grande, bisogna ricordarcelo e dobbiamo essere consapevoli che noi veniamo valutati non per il ieri o per il futuro, ma noi veniamo valutati per l'oggi, per quello che siamo capaci di fare adesso. E sull'adesso ci dobbiamo sfidare. E quindi con questa sfida in mente, io sono consapevole che l'unità, l'inclusione sono assolutamente le sfide più importanti. E mi viene in mente un libro a cui io sono particolarmente affezionata, che è un libro di Camus, che si chiama Mi rivolto dunque siamo, che parla di un uomo che è un rivoluzionario che dice sempre no, ma a un certo punto si rende conto che per riuscire a fare le cose deve mettere una frontiera, oltre la quale deve costruire, deve dire sì. Ecco, io credo che noi abbiamo una sfida tra 4 mesi che è quella più rilevante per noi, quella di prenderci con legittimazione il governo di questa regione. Io mi auguro che siamo coesi, che siamo forti, che siamo uniti, che siamo inclusivi e che siamo una forza unica. Grazie. Grazie Alessandra. Grazie Alessandra. Io do la parola a Silvio. Silvio.
Stiamo lavorando tutti insieme nella Commissione bicamerale di insularità e stiamo lavorando io e te, devo dire, da un anno, credo, al meglio delle nostre capacità anche di interazione insieme. Ti ringrazio per questo e voglio dire che oggi abbiamo fatto una assemblea, pre-riunione altrettanto interessante, perché abbiamo incontrato le parti sociali, il mondo produttivo, il mondo della sanità. Insomma, il nostro impegno credo che sia quello di connettere quello che si fa in Parlamento e quello che si fa in Sardegna. Vorrei da te anche un'opinione su ciò che dobbiamo costruire per la Sardegna, che è la cosa che in questo momento abbiamo più a cuore, perché c'è un obiettivo politico immediato e perché tutti insieme pensiamo di poterlo conseguire con successo, se saremo appunto capaci di dare il nostro meglio anche qua. Sì, intanto grazie Marco per l'invito, per aver organizzato questo appuntamento ad un anno dall'insediamento del Parlamento, perché questo è un po' il dato. Io voglio fare una premessa, perché mi pare che Alessandra abbia detto anche molte cose, e tra l'altro condivisibili, sia per lo spirito che per l'apertura, anche per la capacità in qualche modo di assumersi responsabilità. La parola responsabilità l'hai usata molto spesso. E io penso che qui nella platea del PD, che è una platea diciamo a maggioranza PD, possiamo assumere, anche nelle parole di Alessandra, anche la possibilità di fugare alcuni dubbi che nel mondo democratico ci sono. E sono dubbi che non riguardano la persona assolutamente, Alessandra, quanto la constituency del Movimento 5 Stelle. Perché mi pare evidente che nelle parole di Alessandra non c'è il Movimento 5 Stelle che era anti-istituzionale o che era dentro un contesto nel quale le istituzioni devono essere aperte come una scatoletta. C'è l'idea che le istituzioni sono intanto gli strumenti attraverso cui la democrazia rappresenta il possibile governo delle cose. E la seconda cosa importante che io vorrei farvi notare, che è bene che notiamo insomma dal punto di vista del superare anche un nostro giudizio che c'era sul Movimento 5 Stelle, è che quando la prima parola, il primo impegno è studiare, significa che uno non vale uno, significa che la competenza, l'approfondimento, le condizioni sulle quali si analizza un problema per trovare delle soluzioni in realtà hanno anche dietro una capacità collettiva, oltre che individuale, di assumersi delle responsabilità per quelle soluzioni che mettiamo in campo. La seconda cosa che voglio dire, Marco, è questa. Io penso che dobbiamo pensare alla Sardegna dentro lo scenario nazionale e internazionale che abbiamo nei prossimi 5 anni, perché questo è un altro elemento delicato. Non lo faccio per spaventare o ingigantire, io spesso sono quello che fa gli scenari più bui, perché ci tengo in qualche modo a che noi non sottovalutiamo il contesto nel quale viviamo. Io penso che il governo nazionale abbia delle caratteristiche che è bene che proviamo a condividere tra di noi. La finanziaria che stanno facendo per 3/4 sarebbe la stessa finanziaria che avrebbe fatto Draghi. La stessa finanziaria che era obbligatorio fare per le condizioni del Paese, per le condizioni di indebitamento del Paese, per quello che è una condizione generazionale che abbiamo davanti a noi, che è non solo, per dire un argomento che dobbiamo dire, la Fornero non è migliorabile in termini di maglie ancora più larghe, ma dovrà essere ritoccata in una direzione che renda compatibile la resistenza del nostro Paese allo shock demografico che avremo fra 7 anni. Perché adesso stanno andando in pensione quelli che possono andare in pensione, che sono del 59. Fra 7 anni andranno in pensione quelli dei 65, 66, cioè inizierà a finire totalmente il boom demografico che ha consentito di avere più persone che lavorano rispetto a quelle che andavano in pensione. Noi spendiamo circa 280 miliardi per le pensioni, ma l'INPS gestisce 140 miliardi per la parte dell'assistenza. 5 anni fa ne gestiva 90. 90. Noi siamo in grado di tenere in equilibrio la parte previdenziale ancora per i prossimi 5-6 anni, non siamo in grado di tenere in equilibrio la parte assistenziale, tanto è vero che è finanziata con quelle che sono le risorse economiche che provengono dalla tassazione delle persone, ma tra 6 anni inizierà a entrare in crisi e non sarà più in pareggio neanche la parte previdenziale. In questo contesto la Sardegna è particolarmente esposta
particolarmente esposta, perché non ha un fattore di valore sui termini demografici che possa aiutarla, non ha un fattore di valore in termini di prospettiva di attrazione dell'immigrazione, non ha un fattore di valore in prospettiva di attrazione dei giovani, non ha un fattore di valore neanche per la aspettativa del ritorno dall'estero di persone in Italia. Ero al congresso dei sardi in Svizzera poco più di 2 settimane fa e il ragionamento che mi facevano degli immigrati sardi in Svizzera che andavano in pensione è: guarda, io Silvio ritornerei assolutamente in Sardegna per passare i miei anni di pensione, ma il principale problema che ti pongo è questo: chi mi dà la sicurezza che la sanità, noi spendiamo il 75% delle risorse in sanità dopo i 65 anni, 75%. Chi mi dà la sicurezza della sanità, della cura della mia salute? Perché quello diventa l'elemento sul quale noi basiamo la scelta del dove stare, soprattutto se non ci sono problemi economici. E quindi anche il fattore di possibilità di attrarre, per fattori diciamo di qualità della vita, le persone dopo una certa età, in realtà è ridotto dalla scarsissima qualità dei servizi che siamo in grado di garantire. Allora quindi, in un dato che è un contesto nazionale che tende a diventare molto delicato e molto pericoloso nei prossimi anni, perché non solo non abbiamo davanti delle persone che sono in grado di inventare cose nuove, interpretano uno spartito che è obbligato, col rischio di peggiorare largamente le cose. L'altra notte è successa una cosa allucinante. Alle 2 di notte, mentre discutevamo il DL Sud, cioè quello che dovrebbe rilanciare il Mezzogiorno secondo il centrodestra, ci presentano un emendamento fantastico che diceva semplicemente: dopo le parole X si aggiunge e impianti energetici. Dopodiché andiamo a guardare, siamo riusciti a prendere un po' di tempo perché chiedevano di emendarlo alle 2 di notte, di emendarlo entro le 9:30 del mattino. Normalmente gli emendamenti non li fanno soltanto i parlamentari, li fanno gli uffici a supporto dei parlamentari perché c'è un lavoro grande da fare. Bene, questo emendamento veniva aggiunto al codice militare e veniva aggiunto perché nel DL Sud c'è il fatto che le strutture che stanno sotto il codice militare non sono più soltanto quelle della difesa, ma sono anche quelle della sicurezza. In questo modo introducono sotto il codice militare, codice dell'ordinamento militare, introducono anche i CPR, i 12 CPR che devono fare. Immaginate quanto sono contenti quelli della difesa di dover costruire CPR. Tuttavia, con questa modalità che cosa succede? Che tu puoi fare i CPR senza chiedere autorizzazioni, senza concordare niente con gli enti locali e con le regioni, e soprattutto producendo il fatto che vengono fatti anche sotto segreto militare. Cioè tutte le procedure non vengono più rese pubbliche, perché il codice ordinamento militare consente tutto. Ora immaginate cosa vuol dire aggiungere impianti energetici sotto il codice militare. Noi l'abbiamo detto in qualche modo non tanto scherzando, cioè si va da un gassificatore messo dovunque si voglia a una centrale nucleare, perché non c'è nessuna difficoltà a fare questo. Ora, la cosa però eclatante che voglio dire è che i relatori, dopo che noi abbiamo fatto 2 ore di opposizione dalle 2 di notte alle 4 del mattino, hanno ritirato l'emendamento, ma sono venuti, da noi, per dirci che la relazione tecnica diceva che quella cosa loro la stavano facendo per fare le comunità energetiche nelle caserme. E ascoltate, in questa cosa c'è l'ignoranza, come dire, dell'interlocutore, dei 3 nostri colleghi che facevano i relatori, perché non c'è bisogno di niente per fare comunità energetica dentro il sistema militare, non c'era bisogno certamente di farlo alle 2 di notte, non c'era bisogno di farlo in quel momento. Però erano tutti e 3 convinti, sinceramente, almeno 2 su 3, erano convinti sinceramente che stessero presentando un emendamento alle 2 di notte per autorizzare le comunità energetiche sopra le caserme. Allora c'è un combinato disposto di un orientamento di questo governo che ha le radici in una fortissima scarsità della classe dirigente, ma anche in una disponibilità alla, qui potrei dire alla militarizzazione, comunque ad aumentare in qualche modo, alla concessione verso autorità. Non è un caso, l'ha detto Carla Bassu, che l'orientamento verso il presidenzialismo in qualche modo nasconde anche un sentimento intimo, un'idea in qualche modo che è meglio avere un uomo solo al comando che ti dica dove andare piuttosto che la fatica della democrazia. Ma questa cosa è pervasiva, profonda e radicata. Ed è esattamente ciò che dirige, ciò che difende, distingue noi da loro.
Cioè da noi l'idea che debba esserci l'uomo solo al comando, che la democrazia debba esistere soltanto se diretta attraverso atti di forza, è esattamente ciò che ci differenzia nella nostra cultura, nella nostra struttura democratica, nella nostra idea di approccio alla democrazia. Guardate che è una tentazione semplice, ed è una tentazione anche che ogni tanto ci pervade. Intanto perché vediamo la politica che è così debole nei confronti dell'economia che ci viene in mente che qualcosa bisogna fare. E quindi quella è una scorciatoia che ci dice che così la politica torna a contare, ma non è il passaggio utile, non è la modalità che noi possiamo accettare, non è l'idea collettiva di un cambiamento, di una partecipazione al cambiamento. Voglio farlo con una battuta che in questi giorni può sembrare diciamo anche cogente, ma in realtà viene in qualche modo più da lontano. Cioè si può pensare di affrontare in una squadra di calcio i problemi di una squadra di calcio prendendo il vecchio campione, l'ha fatto la Juventus con Ronaldo qualche anno fa, ma senza portare nessun risultato, oppure tentare di fare un lavoro collettivo sui giovani e far crescere la squadra dal basso. È una differenza fondamentale. Quella è la scorciatoia, che è molto pericolosa nella struttura delle democrazie, ma è anche inefficace nel lungo termine, perché si vede a cosa porta. E questo è il modo con cui faticosamente noi possiamo dare di nuovo valore alla democrazia. Cioè noi possiamo fare le cose più belle del mondo, più interessanti, più importanti, ma il modo con cui lo facciamo, Alessandra, è troppo importante per rinunciarvi. E questo dovrebbe far parte dell'idea democratica che ci tiene insieme. Siamo proprio sicuri che questa cosa, come dire, è davvero così profonda? Perché io a sentire alcune cose, alcune interviste, mi sembra che manchi questo. Non c'è soltanto la persona, se vuoi gestire e guidare una comunità democratica, c'è un collettivo, c'è un'idea di fare la fatica di starci tutti insieme. Allora, vale anche per i cambiamenti. In altri tempi sono state fatte accelerazioni nei cambiamenti economici, che però durano il periodo dei cambiamenti economici, ma se non sono condivisi e partecipati non restano nella cultura, e l'economia senza cultura non fiorisce, rimane debole. E questa cosa, questa occasione che noi abbiamo nei prossimi anni di provare a sfidare una destra molto ignorante quanto pericolosa, mettendo però da parte noi tutte le nostre individualità per provare a trovare modi per una democrazia partecipata e per una democrazia di cultura, di identità, di saperi, è una sfida che va, vorrei dire, anche oltre la Sardegna, perché la scorciatoia che in qualche modo anche noi spesso usiamo di inseguire le leadership è come dire, una malattia che ci ha colpito negli anni, anche perché abbiamo dovuto inseguire sullo stesso terreno la trasformazione delle destre nel paese, ma anche nel mondo, perché forse il paese ha anticipato trasformazioni che ci sono state nell'intero mondo democratico. Cioè noi possiamo essere quelli che provano a dare una risposta diversa alla sfida della democrazia. Qualche giorno fa Mauro Magatti lo scriveva sul Corriere della Sera, un elemento interessante, finiva con una battuta che dice che la destra ha i voti e la sinistra la classe dirigente. Forse per ritrovare i voti dobbiamo trovare anche delle modalità diverse di vivere la democrazia, di farla in qualche modo incarnare sino in fondo. E chiudo. Se vuoi sapere le 5 cose che io farei per la Sardegna e che penso che possiamo fare soltanto tutti insieme, riconoscendo, e cito Alessandra, il fatto che noi da soli non ce la facciamo, ma che c'è un debito che noi abbiamo verso noi stessi, che è quello di smettere di essere soltanto quelli che chiedono. E che quindi possiamo farlo soltanto se agiamo senza rinunciare a interagire seriamente in Parlamento e con il governo, con il Paese, qualunque governo sia, e con l'Europa. In fondo ce lo siamo detti nella Commissione Insularità, cioè la Commissione Insularità può fare soltanto 2 cose. La prima è certificare in maniera assolutamente indiscutibile
la dimensione del valore del costo dell'insularità. Ma deve essere una cosa che non è che la diciamo noi. L'altro giorno è venuto il Presidente della Regione e ha detto costa 9 miliardi l'anno, ciao, arrivederci. Chi l'ha fatto lo studio? No, adesso ve lo mando. Non l'ha mai mandato, l'altro giorno l'ha portato Cossa, se non sbaglio, ed è l'Istituto Bruno Leoni. Io gli ho chiesto, scusami, perché l'Istituto Bruno Leoni avete scelto questo? Perché ce l'ha regalato, e quindi noi dovremmo andare dalla Ragioneria Generale dello Stato con uno studio dell'Istituto Bruno Leoni per dire guardate, questi sono i costi di insularità. Fa un po' ridere. E invece quello che deve fare quella commissione è rapidamente, senza perdere ulteriore tempo, perché il Presidente forse da questo punto di vista non ha capito, come dire, l'urgenza e l'emergenza, è che questi costi dell'insularità diventino un elemento condiviso. I costi in termini di valore non soltanto economico, ma di valore sociale, di ritardo comunitario, di comunità, di crescita di comunità, di crescita di socialità, di vicinanza, di accenza, diciamo, delle persone, dei soggetti economici e dei soggetti civili, perché anche il capitale sociale viene lesionato dall'insularità, perché la adiacenza non è soltanto un tema economico, è anche un tema sociale. E quindi dobbiamo trovare questo valore, condividerlo con i soggetti istituzionali e poi farne, diciamo, un elemento di discussione in termini di come si compensa questo. Non è detto che si compensi economicamente. Per esempio lo Stato, la Regione Generale dello Stato, sostiene, l'ha messo anche per iscritto, ha fatto i conteggi, che la Sardegna sia sovrafinanziata per 1 miliardo e 100 milioni di euro l'anno, perché connette le funzioni che svolgiamo al valore di quelle funzioni. Guardate che questo è un tema su cui discutere, perché quella è la posizione formale dello Stato. Quel 1 miliardo e 100 in più, noi come lo spendiamo? Pagando il 15% in più la sanità, che poi è l'ultima in Italia? Questo significa essere responsabili, cioè sottoporci anche alla valutazione del valore delle cose che noi gestiamo e come le gestiamo. E la seconda cosa che deve fare la Commissione di insularità, stabilito che quel costo è condiviso dal paese e dalla comunità tutta, ed è diverso tra Sardegna e Sicilia, è fare in modo che il governo, abbiamo le elezioni europee tra 6 mesi, si sieda con la Commissione europea, con la nuova Commissione europea, e stabilisca che, a parte la perifericità e a parte le isole, diciamo, periferiche dell'Europa, sulle quali 2 nazioni hanno fatto delle operazioni importanti, 3 nazioni, Danimarca, Francia e Spagna, ci sia un tema della dimensione dell'insularità come fattore intermedio della perifericità o fattore ulteriore della perifericità. Cioè fare in modo che in Europa questo fatto sia riconosciuto e sia oggetto di un programma europeo, per esempio, di un cambiamento dei trattati, che dica che quello è destinato alle infrastrutture di compensazione delle isole, esattamente senza in questo modo chiedere qualcosa in più, ma destinando qualcosa in più e cambiando i trattati europei che non lo prevedono. Che significa poter fare dei cambiamenti di principio, ma che poi si riverberano sulla possibilità di essere costruttivi effettivamente. E poi dobbiamo fare 5 cose in Sardegna. La prima cosa è che i soldi che sono stati acquisiti con l'intesa Stato-Regione, 100 milioni all'anno per 10 anni, devono essere messi a valore di una società pubblico-privata, cioè pubblica tra Regione e Paese, per fare 5 miliardi di investimenti, anche a metà, perché noi ce le possiamo pagare anche la metà, per fare le ferrovie in Sardegna. Costano 5 miliardi. Ma è possibile che noi abbiamo 1 miliardo sicuro dallo Stato nei prossimi anni e lo spendiamo come spesa ordinaria? Una stupidaggine gigantesca. Questo è il primo pezzo, perché noi dobbiamo unire le persone. La seconda cosa, noi dobbiamo dare un destino energetico alla nostra isola. Su questo tema dobbiamo in qualche modo chiarire, perché magari abbiamo delle posizioni differenti. Io penso che il futuro sia l'idrogeno e quello che dobbiamo discutere è quello che c'è di intermedio, per esempio. Ma su questo noi dobbiamo fare una scelta ed evitare che nei prossimi 5 anni, 10 anni debba essere di nuovo discussa. La terza cosa, noi abbiamo un problema serissimo, essendo un'isola che ha 1/4 delle coste italiane, di transizione ambientale. Perché non è vero che non si può prevedere, non si possono tutelare le nostre coste, su cui costruiamo gran parte del nostro destino produttivo, perché tutti quelli a cui io chiedo, ma senti, ma di cosa deve vivere la Sardegna? Tutti dicono di turismo, di questo e quest'altro, ma alla fine c'è il turismo, sempre. Ma se noi affondiamo le coste di 1,5 metri, di 2 metri nei prossimi 20 anni, ma quale turismo pensiamo di fare? Se la nostra isola rischia di avere lo stesso clima che c'è nella parte alta del Marocco, cioè verso il deserto, che cosa pensiamo che possiamo fare come turismo? È chiaro che noi dobbiamo costruirlo
la nostra prospettiva turistica con una logica che tenga conto del fatto che abbiamo dei cambiamenti climatici profondi e che sono esposte più le isole di altri spazi. E questo è un tema serissimo. La quarta cosa che noi dobbiamo fare, secondo me, è che dobbiamo entrare fino in fondo nella sfida digitale. Vi dico soltanto un esempio. Abbiamo bisogno di, come dire, io penso che non sia possibile frenare il fatto che il sistema della mobilità sarà elettrica, ma la mobilità elettrica, oltre ad avere bisogno di una quantità di energia che oggi non stiamo contando anche quando facciamo i conti del ne produciamo di più di quella che ci serve, sì, adesso, ma quella che serve tra 10 anni, guardate che dovrà essere dimensionata al fatto che le auto saranno elettriche e che tu devi fare ricariche elettriche veloci per renderle compatibili. Ma oltre quello, la trasformazione sarà necessariamente digitale, perché quelle auto elettriche, faccio solo l'esempio della mobilità, avranno bisogno di una quantità di byte, di kbyte, di terabyte, che neanche ci immaginiamo, non sarà sufficiente neanche il cavo da 4 terabyte che in questo momento arriva a Golfo Aranci, perché ne avremo bisogno di una quantità enorme, altro che 4G o 5G. Quelle auto hanno bisogno di grandi memorie perché sono connesse in ogni momento a tutto ciò che è la rete e quindi noi abbiamo bisogno di una grande infrastruttura digitale e che è connessa alla transizione digitale, che è connessa alla mobilità, che è connessa a tutto ciò che riguarda la trasformazione. E la quinta cosa sono le risorse umane. Io penso che noi abbiamo da dare un destino alle nostre 2 università che è molto a rischio, perché cedono popolazione universitaria costantemente negli ultimi 3-4 anni, anche perché il tema della sanità per censo non la cito perché io la considero un'infrastruttura ed ha detto molto bene già chi mi ha preceduto, il tema del, come dire, diritto allo studio, guardate che è messo in discussione radicalmente, ma non nella, come dire, sulla base delle leggi o delle risorse economiche. Il problema è che stanno diminuendo gli studenti universitari e stanno diminuendo non soltanto perché sono meno i ragazzi, ma perché noi non abbiamo la capacità di portarli ad iscriversi a laurearsi in Sardegna. E io non penso che dobbiamo frenare i ragazzi sardi dall'andare fuori, penso che noi non abbiamo un sistema che consenta ai ragazzi di diplomarsi e poi di scegliere di andare all'università. Ce l'abbiamo proprio distrutto. Non è un caso che oggi i sindacati ci abbiano detto scusate, ma il programma GOL funziona nelle regioni del nord e in tutte le regioni del mezzogiorno non c'è nessuno che ha fatto niente. Lo sapete cos'è il programma GOL? È quello che dovrebbe consentire ad ogni persona di essere maggiormente occupabile. Non esiste in Sardegna, non esiste. Noi non abbiamo un sistema che aiuta le risorse umane a non abbandonarsi dopo la terza media, a non abbandonarsi dopo i 15 anni, a non morire di inedia e di assenza di saperi, a non essere più parte di un'idea di cambiamento e di... Guardate, questa cosa è una crisi delle persone, perché poi la fragilità che sta colpendo i ragazzi di 17 anni, 18 anni, 20 anni e 25 anni, è una fragilità psicologica data dall'assenza di un'idea, di una presenza di futuro dentro di sé. Non è un caso che sono aumentate di 10 volte negli ultimi 15 anni le persone che sono in cura nei nostri SERT, ma non per droga, anche quello è un altro tema, per problemi legati alla fragilità psichica e non solo da noi. E lì è una cosa un po' più profonda, adesso non c'è il tempo di parlarne, ma la distanza tra la realtà percepita, tra l'idea che uno ha di sé o che la società manda delle possibilità di sé e quello che in realtà poi concretamente può fare, che sta sfasciando totalmente in qualche modo l'identità dei ragazzi. Ed è una fragilità di cui dobbiamo farci carico. Allora, se noi queste 5 cose, unite a quelle che ha detto Alessandra, le mettiamo in campo, transizione energetica, digitale, risorse di mobilità, l'energia che ci serve per tutti in un'ottica di futuro, le risorse umane le mettiamo in campo, noi intanto evitiamo che la Sardegna sia l'ultima della graduatoria, perché rischiamo di essere l'ultima graduatoria. Freniamo quello che è un declino che altrimenti proseguirà, perché in questi 5 anni abbiamo perso posizioni gradatorie terribili, e forse convinceremo, io ho 4 figli, i miei 4 figli a stare in Sardegna, perché questa è la vera difficoltà. Grazie. Grazie davvero Alessandra e Silvio, perché avete fatto interventi molto belli, compiuti e che ci danno la saldezza nella speranza di costruire bene quello che vogliamo costruire. E poi adesso, dopo aver pazientato, perché la pazienza è la virtù che sta coltivando in questi mesi, io vorrei chiamare Piero Comandini. Dov'è Piero?
C'è? Allora, ecco. E davvero voglio ringraziarlo perché la nostra comunità è una comunità forte e unita. Ringrazio lui e ringrazio Giuseppe Meloni che sta lavorando in questi mesi dopo un congresso che è stato bello, che è stato combattuto, è stato di quelli veri, ma dal giorno successivo al congresso stiamo lavorando insieme e tu, Piero, stai facendo, devo dire, due lavori che sono complicati, notoriamente e normalmente. Tenere unita la nostra comunità e costruire una coalizione con la prospettiva di tenerla ora e fino alle elezioni e dopo unita e vincente. Quindi grazie. Anche per essere qui e per chiudere con noi questa serata. Vuoi stare in piedi, seduti? Siamo seduti come tutti, dai. Non fare il giovane che fa freddo. Intanto ringrazio tutti voi, tutti i presenti, perché credo che stasera abbiamo dato una grande dimostrazione non solo di unità ma anche di competenza su quello che stanno facendo i nostri parlamentari. Per questo ringrazio Marco per aver organizzato questa iniziativa e Silvio, che anche in un ruolo di minoranza, in un ruolo di opposizione, in un ruolo in cui è sempre difficile poter fare una politica, devo dire che loro stanno portando alto non solo il nome del Partito Democratico della Sardegna, ma anche della Sardegna. In questo anno hanno fatto tanto, tantissimo, e hanto fatto molto di più di quello che ha fatto la Giunta Solinas, portando al centro... Finora il tuo intervento è perfetto, puoi finire... portando al centro dell'attenzione i temi veri della Sardegna, dalla continuità territoriale alla ZES, alla questione relativamente all'insularità. Hanno fatto un ottimo lavoro, però questo lavoro non basta, non è sufficiente se noi invertiamo una rotta, che è quella rotta che ha portato la destra a vincere le elezioni politiche, la peggior destra che mai ha governato il nostro Paese. E allora noi abbiamo un ruolo importante, fondamentale, quello di cercare di invertire questa rotta partendo dalla Sardegna, partendo da stasera, partendo da quello che faremo d'ora in avanti. E noi su questo abbiamo una grande responsabilità. Parto da quello che diceva Francesco Boccia, che ringrazio di essere qui presente, che è unità, unità, unità. In questi giorni stiamo parlando tantissimo, in queste settimane, perché non sempre lo stesso obiettivo mette insieme le persone. E ora credo che dobbiamo mettere da parte le differenze, le ambizioni personali, mettere da parte anche i problemi che esistono all'interno della nostra comunità e pensare che l'avversario che abbiamo di fronte si chiama Solinas. Non si chiama Marco Meloni, non si chiama Piero Comandini, non si chiama Renato Soru, non si chiama Graziano Milia. Perché tutti insieme dobbiamo capire che se la nostra comunità trova gli elementi di unità che anche stasera si sono dimostrati e si sono evidenziati con le parole di tutti, allora noi riusciamo a battere quel governo, quella maggioranza, che è la peggior governo, la peggior maggioranza che mai ha governato la Sardegna. I problemi sono tanti, io ne dico solo due, In questi 5 anni è tornato un problema morale all'interno del governo della cosa pubblica. Un governo morale, un problema morale che ha investito la politica e la pubblica amministrazione a tutti i livelli. Io credo che invertire questa tendenza in cui la cosa pubblica non è l'appartenenza di chi governa, ma la cosa pubblica è il rispetto delle regole, del rispetto di chi svolge una funzione pubblica, deve essere in qualche modo messa al centro della nostra campagna elettorale. Dobbiamo riportare legalità all'interno della regione e legalità all'interno del sistema pubblico. Allora noi avremo tante cose da fare, per cui il problema non è il metodo, il problema è il fine. Il problema non è il metodo attraverso il quale sceglieremo il miglior candidato alla presidenza della regione. Il problema è tenere unite tutte le forze politiche con grande fatica, pazienza, sino a oggi siamo riusciti a tenere unite. Manca pochissimo a questo risultato. Mettiamo da parte ambizioni personali, mettiamo da parte quello che può essere anche i problemi personali. Io credo che la storia di ognuno di noi può essere una bellissima storia se sappiamo costruire il futuro prossimo per questa isola, il futuro prossimo per questa coalizione, ma soprattutto riusciamo a invertire una rotta, quella che partendo dalla Sardegna ci può permettere di vincere anche le elezioni regionali nelle altre regioni, ci possa permettere anche di vincere le elezioni europee. Io credo che se questo compito lo porteremo tutti insieme, con unità,
con coraggio, con umiltà e con senso di responsabilità, allora credo che anche la serata di oggi, con quello che avete dimostrato di poter fare, di saper fare, ci possa permettere di scrivere un'altra bellissima pagina, non soltanto per la nostra isola, ma anche per questo grandissimo partito che è il Partito Democratico. Grazie Piero, stai qui, salutiamo tutti, abbiamo fatto un po' tardi, però credo che sia stato un pomeriggio molto bello, molto partecipato e che usciamo da qui molto più fiduciosi sul fatto che possiamo farcela unite, dare una pagina nuova, uno sguardo al futuro per la Sardegna, per tutti noi, per il nostro partito e per una coalizione che sappia dare ai sardi un futuro positivo, di speranza e di fiducia. Grazie ancora e alla prossima. Grazie Piero.